E anche questa mattina una paginetta di Il viaggio di mamma Teresa per trovare questo figlio adorato, questo Ayadace. Tutti i figli, 6 figli partiti in guerra, ma Ayadace non torna, la mamma non sa niente cosa sta succedendo. Allora, eravamo arrivati a questo quando arriva, ecco guardate anche le immagini perché sono molto belle, questa uniforme che arriva a casa di mamma Teresa per dire qualcosa che lei non voleva mai sentire. La mamma dice: andate via, volete ancora un altro figlio? Ne ho già perso altri, uno in particolare, volete togliermene anche un altro? Allora lui, molto stizzito, se ne andò dicendo che ne avrebbe dovuto rispondere mio marito. Quindi mi gettai a letto con un pensiero ancora più grande, cominciai a urlare e fu proprio in quel momento così straziante che mio figlio Fabrizio, vinto dal dolore, non seppe più resistere e mi disse: mamma, devi sapere la verità, Anadagia è morto. Si mescolarono gli urli miei e quelli dei miei figli, che per 2 lunghi giorni, per nascondermi tutto, non avevano potuto dar sfogo al loro dolore. Rimasi a letto con un gran esaurimento nervoso. Il medico mi ripeteva sempre che non mi sforzavo a mettermi un po' calma e a rassegnarmi, avrei fatto la fine di mio figlio. A me questo non interessava, non pensavo più a niente, sebbene i miei figli mi adorassero e mi tenessero sempre compagnia. Non pensavo nemmeno ai bombardamenti, in quel tempo erano frequenti. Quando tutti correvano in rifugio, io me ne restavo in casa, seduta davanti alla sua fotografia, pensando anche all'altro figlio in mani straniere e che pure lui stava male, essendo ammalato di tifo pidocchiale. Ho letto queste pagine perché avete visto anche ieri cosa sta succedendo con questi bombardamenti. Io non so dove qualcuno, come dico tante volte, voglia andare a parare. Certo che però vedere queste mamme, lo strazio di queste mamme tutti i giorni, che rischiano anche la vita per protestare, perché vorrebbero almeno le spoglie dei loro figli, li vanno a cercare, sfidano la morte, perché come sentite il bene di una mamma, anche del papà, ma di una mamma è una cosa veramente incredibile. Ne parlerò questa mattina con 2 ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Andrea Marin, presidente Leida Veneto e Venezia, grazie, visto che parliamo di sensibilità, ecco, penso che a Marin non manca. Non manca neppure a Luigi Casanova, ambientalista e presidente di un'associazione importante, prego. Mountain Wilderness. Che voi conoscete, certo, perché abbiamo anche altri esponenti di questa associazione che ci racconterà, ecco, dal suo punto di vista, ma del suo importante osservatorio. Lui ha partecipato anche alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, ma per me, scusa, ma le Paralimpiadi, ecco, è una cosa che mi ha veramente commosso, anche se devo dire la verità, Casanova sono rimasta molto delusa perché abbiamo visto pochissimo. Ma veramente poco. Esatto. Io penso che qualcuno dovrebbe vergognarsi, avrebbero dovuto sfilare tutti assieme, almeno l'inizio, divisione, poi fermo, poi ripresa, ma non erano più le fiaccole, i tedofori che abbiamo visto all'inizio, eppure questi ragazzi hanno portato a casa tantissime medaglie, ce l'hanno messa tutta, pensate il sacrificio. Ma io mi domando, ma chi organizza ste robe? Ma pensa, prima di organizzarli a chi si rivolge, a che pubblico? Ne parleremo dopo. Allora io partirei proprio con Andrea Marin. Presidente, allora cosa ci vuole raccontare? La sensibilità in questo momento cruciale, siamo nel 2026, ma mi sembra di essere tornati indietro millenni, dopo quello che vediamo, naturalmente con altre armi, ma sempre i morti sono morti, lo dico sempre, cioè non è che il morto cambia. Ecco, la sensibilità anche verso questi animali, non so se qualcuno ha visto il film Togo, questo cane meraviglioso, ma è una storia vera. È una storia vera, hanno fatto un film, è una storia vera. Lui non aveva sposato la slitta, era un cane da slitta, lui ha proprio sposato in tutti i sensi quello che veramente lo ha allevato, lo ha curato, anche se all'inizio non lo voleva. Questo cane niente, l'aveva scelto e la scelta non può cambiare su un animale. Prego Marin, cosa ci racconti questa mattina?
Ma gli animali, per me che insomma ci convivo ormai da anni, perché ne ho sempre avuti, e in più porto avanti questa battaglia, chiamiamola così, questo modo di vedere le cose che portano al rispetto e vogliono diffondere questa sensibilità nei loro confronti. Posso dire serenamente, lo dico a tutti, che per me gli animali sono componenti della famiglia per chi li tiene a casa. Chiaro che poi dobbiamo differenziare quelli che sono gli animali selvatici, gli animali d'affezione, gli animali ad uso commerciale, però per chi li ha a casa, e le famiglie sono sempre di più, fortunatamente, perché vuol dire che danno tanto. Oltre a essere un impegno importante, perché è doveroso dirlo, danno comunque tantissimo, e quindi possiamo serenamente dire che siamo arrivati al punto che possiamo considerarli dei veri e propri componenti della famiglia. E questo a mio avviso è importante, perché ci danno tantissimo, e nel mentre noi comunque come associazione li usiamo, tra virgolette, è una brutta parola dire usiamo, però li portiamo per quello che danno, li portiamo nelle scuole per educare i bambini piccoli, educarli al rispetto verso gli animali, ma allo stesso momento per educarli al rispetto verso il prossimo, perché rispettare un animale per noi vuol dire poi rispettare tutto quello che ci circonda, quindi le altre persone, quello che è il bene comune, e quindi il prossimo, e li stiamo portando anche nelle case di riposo dagli anziani, perché riescono a dare, questa è una scoperta non degli ultimi anni perché lo si sapeva da tempo, però ultimamente la si propone sempre di più, danno molto alle persone che purtroppo rinchiusi, uso questa brutta parola, però in realtà sono all'interno di questi grandi edifici. Cioè, giusta la parola, avere quel cagnolino, comunque quell'animale che gli porta quella serenità e quella felicità, anche se in poco tempo, in qualche ora, ogni tanto, qualche giorno, è tantissimo, e loro ne sono grati e sono felicissimi. Quindi si vede proprio sia nell'ambito dei bambini sia nell'ambito degli anziani che questi animali danno tantissimo, e quindi è giusto renderli partecipi della vita quotidiana in tutti i campi, in tutti gli ambiti. Molto chiaro, Marin. Quello che non è chiaro, e se parlava anche prima di iniziare la trasmissione, come mai facciamo fatica a far arrivare questi ragazzi, questi giovani. Io lo dico da sempre, Marin, bisogna andarli a prendere, non c'è niente da fare, da soli non verranno mai, non hanno quella cultura, non ci conoscono, non sanno chi siamo, non sanno dove vanno a parare. Invece se noi andassimo a prenderli anche nel dopo scuola, ma quelli che veramente vogliono partecipare, e anche quelli che hanno fatto delle cose sgradevoli devono partecipare. Sì. Qualcuno si deve mettere in testa che non c'è solo il diversamente giovane da portare a zonzo o fare qualche oretta con loro, ma ci sono delle realtà, e ne parleremo anche con Luigi Casanova, che abbiamo visto anche nelle Olimpiadi, in questi giochi stupendi. Quando tu li intrighi, loro ci sono, ma devi intrigarli. Loro devono essere veramente responsabilizzati, devono, anche se sbagliano. Però dobbiamo capire che loro vogliono questo. Come mai la Croce Rossa ha tanti giovani? Perché li intriga, li mette all'opera. Sbagliano, gli insegnano, ma li metti all'opera, sono loro che fanno, sono loro che diventano responsabili. Sentiamo cosa ci racconta Luigi Casanova. Prego, Casanova. Beh, parlando dei giovani, io ho la fortuna di averne incontrati tanti in questi 3-4 anni, più che altro per parlare di Olimpiadi o parlare della montagna del domani, insomma i due temi centrali che porto nelle università. E allora li vedo partecipi, attenti,
molto preparati. Poi c'è lo scalino al quale avete accennato voi, quello della partecipazione attiva. Allora, mettiamoci nei panni di un giovane di oggi. Vivono un'assoluta precarietà nel mondo del lavoro. Hanno studiato tanto, hanno degli zaini importanti di conoscenza, però non riescono a trovare lo sbocco adeguato a quello che hanno studiato, specialmente in montagna. Secondo aspetto, questa situazione della precarietà del lavoro crea anche una precarietà negli affetti e vivono anche questo aspetto con molti più problemi di come li ho vissuti io e noi della nostra generazione. A ricaduta, andando nel settore della montagna, ci chiediamo perché un giovane che ha studiato tanto, con i sacrifici dei genitori, dei genitori in montagna, deve fermarsi nelle montagne a fare il cameriere o a seguire solo gli impianti di sci quando quel territorio non offre altro. Parlo delle zone ricche, parlo di Cortina d'Ampezzo, parlo di Bormio, della mia valle, della valle di Fassa. Ecco, allora rimarrete meravigliati da questi due numeri che vi porto. La provincia di Bolzano indubbiamente è una provincia che offre uno spettro di lavori straordinario. Penso che non ci siano altre realtà nella nostra Italia. Bene, allora perché su 500.000 di abitanti 850 giovani all'anno scappano dalla provincia di Bolzano e non ritornano? Nella provincia sotto, un po' meno attrezzata, ma poco meno, sempre più attrezzata delle province del Veneto, per via dell'aiuto dell'autonomia. Bene, perché anche in provincia di Trento, nonostante sia tanto ricca, 650 giovani scappano? Perché non esiste una programmazione del loro lavoro e delle loro opportunità. Non esiste un progetto di innovazione. Allora, il turismo è un'attività economica fondamentale. Senza dubbio le nostre montagne senza il turismo sarebbero in una situazione devastante, insomma, probabilmente paragonabile a quella dell'Appennino. Ma il turismo non basta, è una monocultura. Il turismo soffoca tutte le altre attività, diventa punto di riferimento centrale delle amministrazioni. Ecco allora che i nostri ragazzi scappano anche da territori ricchi. Ma teniamo presente che questi giovani hanno delle difficoltà che probabilmente chi è della mia generazione non ha dovuto affrontare, avevamo più sicurezze. Però è compito nostro andare ad aiutarli ed è specialmente compito della politica. Meno male che l'ha detto, perché vede, delle volte Casanova mi dicono, qualche ospite mi dice, ma non può sempre essere la politica la causa. Ma allora, la famiglia non è la causa, la scuola non è la causa, la politica non è la causa, è colpa forse della società la causa, perché vorrei capire anche a questo punto dove dobbiamo andare a parare. Io ho tante associazioni che avrebbero anche voglia di fare. Ieri ad esempio abbiamo parlato con un'esperta della Casa nel Bosco, ad esempio, ecco, di questa Italia che si è divisa, non solo l'Italia, favorevoli e contrari. E lei giustamente ha spiegato, guardate che non è così come il messaggio che arriva. Non è così il messaggio. Il messaggio è che noi cerchiamo di dare, lei ha figli, è una mamma, è da anni che opera in questi settori, dobbiamo dare il benessere a questi bambini, la tranquillità. Non si può più dire una volta. Noi dobbiamo guardare avanti. Questi bambini sono proiettati nel futuro, hanno bisogno di conoscere, di socializzare, di vivere quella quotidianità che abbiamo. Per fare questo, allora io gli ho detto, ha ragione, condivido, però abbiamo i servizi sociali che non funzionano. Perché? Perché non si è investito, manca il personale, ma personale qualificato. Noi non possiamo avere solo perché tu hai il diploma o la laurea, ecco, che devi fare quel lavoro, non è detto. Servizio sociale è delicatissimo, ci vogliono persone con una certa sensibilità, portate per l'ascolto, per quel lavoro. Non è che la laurea o il diploma ti permette, dice ma ce l'ho, no, devi avere l'ascolto. Lei mi ha dato ragione, non hanno personale.
non c'è personale, perciò se non fai investimento, e chi è che deve fare l'investimento? Cioè, faccio l'investimento sulla casa famiglia, perfetto, e chi è che c'è all'interno della casa famiglia? Quante persone? Sono persone veramente strutturate per fare quel lavoro? Lei dava i numeri, sono pochissimi, come facciamo? Non è vero che i bambini dei Rom sono buttati là, ha detto, li seguiamo. Voi non lo sapete, ma sono seguiti nelle maniere diverse, perché ognuno deve essere seguito, ma ci vuole personale per fare questo. E dopo il messaggio che arriva, bambini abbandonati, nessuno guarda, servizi sociali che non funzionano. Un cittadino dice anche, ma io pago anche le tasse? Vorrei anche capire tutti i soldi dove vanno a finire, e ve lo dico io, i soldi del PNRR in prevalenza erano stati destinati al terzo settore. Al terzo settore, e quando parliamo di terzo settore parliamo a 360 gradi, sono stati dirottati col cemento, perché il cemento lo faccio e lo vedi subito, è là. E adesso chi mettiamo all'interno? Presidente nuovo della regione, io penso che non dorma neanche di notte perché deve riempire queste case di comunità. Ma non possiamo dare all'ultimo che arriva la colpa di quello che è successo. Quello che diceva lei prima, organizzare, preventivare e soprattutto ecco, abbiamo date, abbiamo tutto, abbiamo progetti, ma se non investi in questo è come non avessi niente. Abbiamo bisogno dell'investimento, le scuole hanno bisogno di investimento, le famiglie hanno bisogno di investimento, la società i diversamente giovani hanno bisogno di investimento, non abbiamo RSA, non abbiamo personale dappertutto. A questi messaggi, come dice lei, a chi arrivano? Ai giovani? E loro si dicono, cosa sto a fare qua? Ma cosa sto a fare qua? Ho studiato tanto, mi sono preparato, perché dobbiamo dire veramente Casanova che abbiamo delle università meravigliose, non possiamo dire che non prepariamo, anzi quando vanno in giro per il mondo tutti se li tengono perché abbiamo ricercatori, professionisti, ingegneri meravigliosi. Eppure, come dice lei, ma qualcuno dovrà pure, perché il futuro è nelle loro mani, non nelle nostre. E cosa faremo? Sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cominciamo con i cani. Ai cani non ne voglio mai. Anzi, sono da far 30 anni al Lido, alla padrona dell'Una e dell'Europa, che aveva un'isola adibita solo che per i cani. Ne aveva circa un centinaio. Le portavano una rete di beccheri che era Rialto, a gratis, dove vogliono andare a Naira. Come che arrivavo un chilometro prima, mi sentiva che arrivavo, era una baiaria, era veloce però Rinaldo, perché devo correre, veloce. Sì, va bene. Però vedi che i putei va a mangiare nelle scoasse, che non ha da mangiare, non ha acqua, e ha un can che compra la cravatta, gli stivali, il cappello, è una porcaria. Non è giusto che un can possa vivere come un re e una persona umana, un putello piccolo, va a mangiare sulle scoasse. E basta. Dopo i fiori giovani e le montagne, 60 anni fa, 70, andavano via tutti quanti con le valigie e cartone e le migliaia. Adesso comprare una montagna, comprare una casa in montagna, che vuol 3 mutui, dove non costava niente, mi devi tagliare, cosa che c'era. Adesso ti vai in montagna, un schifasco costa 40, 50, 60 euro al giorno, gli dà il benessere, gli dà tutto. I fiori, cosa ti interessa studiare? I fiori dei chiparoni, degli alberghi, gli dà un certo benessere, ti ha rinnovato, gli dà rovinato l'Italia con centinaia di migliaia di chilometri di piste, gli dà di stare i paesi, su un paese che prima veniva 3 macchine all'anno, ne 4-5 mila al giorno che va su. Per cosa veniamo? I giovani, assieme chi se ne perché siamo bravi i giovani, come che siamo stati bravi noi altri, di trovare il sistema di vivere e di farsi una posizione. I fiori non ha bisogno di noi altri, nel senso che si istruisce, si è bravi, si ha buoni principi, si ha tutto. Assieme li fa, diamo la possibilità di sbagliare da soli, da imparare,
da farsi gli ossi. Grazie Rinaldo, molto chiaro anche questa mattina, ma come vedi devo correre anche perché devo fare i servizi delle volte, non è che vi dico ecco di stare perché veramente sono gli ospiti da parlare, i servizi, le telefonate che stanno in attesa, poi si stancano, mettono giù, perché portate pazienza, sapete che la trasmissione la faccio per voi. Allora, detto quello che abbiamo sentito prima di appunto rispondere al nostro Rinaldo da Venezia, andiamo a vedere anche questa benedizione Animali Carmignano. Chi ha portato i cavalli, chi i propri cani o gatti, conigli o criceti. Grande partecipazione domenica a Carmignano di Brenta per la tradizionale benedizione degli animali in onore di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali domestici. Un appuntamento molto sentito dalla comunità è giunto quest'anno alla sua terza edizione. Le leggende legano la figura di questo santo alla vita rurale, lo ritraggono sempre in compagnia di animali, in particolare del maiale, simbolo di protezione e cura. Nel tempo la sua ricorrenza è diventata occasione di benedizione e di affidamento degli animali, riconoscendone il valore affettivo, sociale e culturale all'interno della comunità. La benedizione si è svolta in un clima di grande partecipazione. Un'iniziativa che unisce fede e tradizione, ma soprattutto ci fa riflettere sull'importanza dei valori che lega l'uomo all'animale nella nostra vita quotidiana. Un ringraziamento particolare all'unità pastorale Carmignano Camazzole, all'associazione Osi del Cavallo, alle Giacche Verdi e soprattutto a tutti i concittadini che hanno voluto condividere con noi questa bella iniziativa. Tra gli animali più particolari anche un insetto stecco portato da un bambino che ha suscitato la curiosità e la simpatia tra i presenti, testimoniando l'attenzione e l'affetto verso ogni forma di vita. Al termine della cerimonia a tutti gli animali partecipanti è stato consegnato un attestato. Allora, sentiamo Marin come commenta la telefonata del nostro Rinaldo da Venezia e anche quello che abbiamo visto, l'importanza di avvicinare il bambino fin da piccolo all'animale. Io quando ho fatto il presepio più lungo del mondo, che c'erano più di 500 pecore con gli agnellini, io questi bambini li ho visti con una delicatezza, Maria, avevano perfino paura di tenere in mano l'agnellino. C'era una cosa, cioè da là che vedi la sensibilità, ma se vivono in una famiglia, una società che con gli esempi negativi ci sguazzano, compresi i cartoni violentissimi. Prego Maria. Sì, sta a noi come associazioni in primis sensibilizzare da questo punto di vista, come detto sul servizio, giusto rispetto, o perlomeno sensibilizzare il rispetto verso tutte le forme di vita, questo è fondamentale. Sono anch'io del parere, come ha detto il nostro amico Rinaldo di Venezia, che non è corretto umanizzare l'animale, perché loro hanno le loro caratteristiche, dobbiamo rispettarle. Chiaro, dobbiamo rispettare loro, ma il rispetto vuol dire anche non umanizzarli, mantenerli così come sono, anche perché è così che devono stare. Quindi condivido il pensiero del nostro amico. Per il resto, l'ultimo servizio appunto che ha girato è stato un evento curioso, importante. L'avevo letto su una rassegna stampa e mi sono incuriosito, vedrò nel prossimo futuro se riesco di andarli a trovare, perché è una cosa molto simpatica, utile e importante dal punto di vista della divulgazione del rispetto nei confronti degli animali. Allora, io sono convinta che anche la Regione, adesso c'è un nuovo presidente, c'è un'aria nuova, sono persone anche diverse, che ci sia questa sensibilità, nel senso, l'animale, come abbiamo detto prima, che può essere anche un canarino, cioè non è per forza deve essere un cane, un gatto, ha bisogno di cure, ha bisogno di tante cose, come noi d'altra parte, per vivere bene, se vogliamo tenerlo. Il problema è che chi se lo può permettere, se lo può permettere, ma io penso a tutti quei diversamente giovani che vengono anche al Banco Solidale, che ci chiedono appunto se abbiamo queste buste per i loro cagnolini, i loro gatti, soprattutto il veterinario, perché sono spese che loro non riescono a sostenere. Però per loro, io ho visto quell'animale là, è come fosse un figlio, fa parte della loro quotidianità, della loro famiglia, e si preoccupano più del mangiare per questa creatura che per loro. Cioè la prima cosa che chiedo è: ma c'è qualcosa per il mio cagnolino, per il mio gattino? Mirella, sai, io ho anche i volontari, sai che devo fare delle cure, non ce la faccio. Non sarebbe ora che la politica
a chi non è in grado di avere un sostegno economico che gli permetta di vivere bene anche con quello. Lo aiuti, ad esempio le spese veterinarie, sono folli, sì. Sono folli. Io ho avuto qua i veterinari, tutti dicono che loro guadagnano pochissimo. Sento le persone che dicono mamma mia una visita dal veterinario cosa costa? Allora chi è che ha ragione a sto punto? Perché dobbiamo sentire tutte e due le campane, poi io voglio sentire la terza campana che siete voi che siete nel pezzo, che sapete di cosa si parla, prego. Sono d'accordo che la politica deve fare di più in quest'ambito, probabilmente ancora non si è politicamente preparati per far qualcosa di importante per gli animali nelle famiglie, quindi sono convinto che bisogna arrivare a supportare, ad aiutare le famiglie che chiaramente sono in difficoltà economica, che però hanno degli animali a casa, perché l'animale comunque aiuta a vivere serenamente, quindi non gli si può togliere questa possibilità a chi già ha delle difficoltà. E dall'altra credo che in tutti gli ambiti di questo mondo dovremmo farci un esame di coscienza, nel senso rispetto ai professionisti veterinari, e quindi non posso di mio dire che hanno costi elevati, perché rispetto a quello che fanno e quindi ci mancherebbe. Abbiamo situazioni dove delle necessità importanti dei veterinari ci danno una mano, quindi non posso assolutamente parlare male dei veterinari, di quello che fanno, però vedo anche catene di negozi o comunque di produttori di cibo per animali che ultimamente a mio avviso esagerano, nel senso un sacchettino di crocchette che qualche anno fa costicchiava qualche euro, adesso te lo trovi a 30, 40, 50 euro, per carità sono alimenti magari attenti, dettagliati e specifici, però da quel punto stiamo esagerando e quindi ci vuole una visione a lungo termine, lungimirante da parte della politica, sicuramente. Condividendo la cosa in tutti gli ambiti di questo mondo, che ce ne sono tantissimi, quindi dalle associazioni alle categorie e anche ai produttori di cibo e tutto quello che sta dietro, perché non è solo cibo l'animale, è anche sanitario, è anche oggettistica varia, e quindi ci vorrebbe un bel tavolo di lavoro per cercare di trovare un punto di incontro per migliorare quello che è l'aspetto il supporto, anche il supporto economico quindi, a queste persone, sì, perché quindi la condivisione che c'è tra la famiglia e il proprio animale, soprattutto nelle situazioni precarie, difficoltose, di famiglie in difficoltà. L'IVA, scaricare le spese, ci sono delle cose che si possono fare, perché veramente io vedo quanto importante sono per loro questi animali, sono persone sole che non hanno nessuno, perciò si affezionano in maniera incredibile. Io li vedo veramente piangere se il cane o il gattino sta male, veramente, perché cioè è quello l'unico punto di riferimento che hanno, non è che ce ne siano tanti quando aprono o arrivano a casa o escono da casa, perché siamo tutti chiusi in casa, ognuno pensa ai fatti propri, e penso che invece anche questi banchi alimentari siano molto importanti, perché è un momento di ascolto. Io dico sempre che la politica a Pasqua e a Natale dovrebbe fare un giro, non sempre, ma magari a Pasqua e a Natale, un giro per questi banchi solidali per vedere chi viene e rendersi conto della situazione veramente che abbiamo anche noi qua nel territorio. Allora andiamo a vedere anche questo servizio molto bello che riguarda le Paralimpiadi o le Olimpiadi. Adesso vediamo il nostro regista cosa ha messo e ne parleremo con Casanova. Olimpiadi e Paralimpiadi, conclusesi con un grande successo sportivo e mediatico le prime, stanno per concludersi anche le seconde. Cortina d'Ampezzo si prepara a vivere un momento di celebrazione, invitando residenti, turisti appassionati a ritrovarsi in Piazza di Bona e lungo Corso Italia per condividere domenica 15 marzo la chiusura dei giochi, guardando insieme la cerimonia di chiusura sul maxischermo. A seguire si assisterà allo spegnimento del braciere paralimpico. Alla chiusura si pensa anche in altre città, a cominciare dal capoluogo, dove verranno ricordati tantissimi volontari che hanno reso possibili le due manifestazioni. Per loro è stata pensata una serata il prossimo venerdì 20.
In una piazza dove, nonostante la città non sia sede di gare olimpiche, è stato ottenuto di poter esporre i simboli delle due manifestazioni, i volontari sono tutti invitati a presenziare e senza nessuna necessità di accreditamento. A tutti quelli che saranno presenti verrà consegnato un omaggio appositamente studiato. Belluno è comunque il capoluogo di una provincia in cui ci sono stati i giochi quest'anno, quindi per Belluno capoluogo è fondamentale. È stato fondamentale anche un percorso che è iniziato da ottobre 2023 ad oggi. Ringraziare i volontari è una cosa che ci è venuta spontanea. Sono quelle persone che hanno garantito i giochi, hanno garantito la sicurezza, hanno garantito che tutto avvenisse in modo perfetto, ma sono anche quelli che stanno dietro le quinte. E quindi ci è sembrato naturale organizzare un momento di ringraziamento per loro, certo anche per degli sportivi, medagliati o non medagliati, ma anche per tutti questi che si sono attivati anche a spese proprie per poter restituire un'immagine di Cortina della nostra provincia agli occhi del mondo più bella. A Feltre, infine, la conclusione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 diventerà un momento di riflessione sui valori, ricordandoli durante Battito Battiato, un concerto evento pensato per accompagnare simbolicamente la chiusura delle attività paralimpiche e celebrare attraverso la musica i valori universali del grande evento sportivo. Allora, sentiamo Luigi Casanova come commenta questo servizio. Volevo far vedere anche questo libro, Oro colato, Luigi Casanova, Duccio Facchini, l'eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Eccolo qua, il libro, prego Casanova. Ecco, questo libro è importante perché è uscito nel novembre del 2025, quindi a cose ormai maturate, e è un'analisi di dettaglio, territorio per territorio, di quello che è accaduto, purtroppo più nel negativo che non nel positivo. Avrei voluto poter presentare un lavoro completamente diverso. Delle Olimpiadi e Paralimpiadi cosa possiamo dire? Che sono state un grande successo sportivo, non c'è dubbio. Però teniamo presente una cosa che non è stata detta, che delle 46 medaglie fra un settore e l'altro che abbiamo portato a casa, vanno inserite in una specificazione più chiara. A Lillehammer, quando avevamo l'altro record, avevamo 61 discipline, oggi ne avevamo 106, quindi è già più facile aumentare e fare record. Il secondo aspetto, all'interno delle Paralimpiadi, delle 16 medaglie che abbiamo portato a casa, bravissimi gli atleti, straordinari, 9 di queste medaglie riguardano 2 soli atleti. Trentini, ma non è questo importante, 2 atleti. Allora c'è qualcosa di importante nel mondo dello sport invernale che non funziona, sia per gli atleti pienamente efficienti, sia per i nostri amici paralimpici, specialmente lì c'è qualcosa di importante che non funziona. Detto questo, le Olimpiadi sono state anche una grande festa, con buchi neri che abbiamo rilevato un po' su tutti i territori, ma sono state una grande festa perché, come diceva il servizio, sono stati coinvolti 18.000 volontari, cioè persone che per 30 giorni si sono messe a disposizione di un'organizzazione portando a casa cosa? Una giacca a vento. I 18.000 volontari sono stati il fulcro di queste Olimpiadi, senza di loro non sarebbero riuscite. Dopo però abbiamo i punti neri, quello che avevo citato nel mio precedente libro, le ombre sulla neve. E quali sono? Dovevano essere Olimpiadi a costo zero e siamo arrivati ad oggi a 7 miliardi di euro di costo complessivo. Per lo sport dovevamo spendere in strutture perché ci avevano detto che il 92% delle strutture c'erano. Bene, dovevamo spendere 206 milioni nel 2020, siamo arrivati a oltre 900 milioni e non è finita, perché anche a Cortina dobbiamo spendere ancora per mettere a posto le opere sportive. E
dovevano essere Olimpiadi sostenibili e non è stata fatta una valutazione ambientale strategica di tutto l'evento. Quindi abbiamo disdetto i contenuti del dossier di candidatura e non abbiamo rispettato l'agenda del CIO, del Comitato Internazionale Olimpico, l'agenda 2020-2020+5. Allora la conclusione che io potrei dire di queste Olimpiadi riguarda innanzitutto le Olimpiadi diffuse sono un costo incredibile, non funzionano, hanno obbligato tutta la macchina organizzativa a trasferire atleti, giornalisti, tecnici in 7 località diverse e ad attrezzare con i servizi, ma specialmente con l'aspetto della sicurezza, tutte queste 7 località, perché giustamente non doveva accadere nulla. Le Olimpiadi diffuse sono un costo sia organizzativo che economico insostenibile per qualunque paese. Allora noi come ambientalisti facciamo una proposta al CIO, che ovviamente dovrà essere valutata dalle federazioni sportive internazionali. Torniamo ad Atene del 776 a.C. Le Olimpiadi si tengono in un unico posto. Scegliamo un posto per le Olimpiadi estive, scegliamo un posto internazionale per le Olimpiadi invernali e ogni 4 anni gli atleti si presentano in questo luogo. Anche Quindi, perché i posti non ci mancano. Sì, non ci mancano, ma per le Olimpiadi invernali ci mancheranno nel futuro. Studi dei climatologi ci dicono che nel 2050 avremo al massimo 3 località internazionali in grado di sostenere le Olimpiadi. Le 2 più famose sono Sapporo e Lake Placid. Bene, al di là di questo dobbiamo anche chiedere al CIO che quanto ha scritto di straordinariamente importante all'interno dell'agenda 2020+5 diventi esigibile. Non può il CIO nel settembre del 2023 dire in India non si fa la pista di bob e andiamo da un'altra parte e nell'ottobre del 2023 Zaia e il sindaco di Cortina faremo la nostra pista. Non possono dire non si affronta una valutazione di impatto ambientale. Vi do 2 numeri. Le emissioni di CO2. Allora la Fondazione Milano Cortina dice che complessivamente queste Olimpiadi hanno emesso quasi 1 milione di tonnellate di CO2. Bene, i dati nostri delle università, specialmente tedesche e francesi, ci parlano di 2.400.000. Possibile che noi cittadini italiani non riusciamo ad avere una cifra ufficiale riconosciuta? L'altro aspetto, la neve artificiale ormai è obbligatoria. Guardiamo le temperature che abbiamo avuto, sì è vero, ogni tanto nevica 20-30 centimetri, ma fino al 5 febbraio nelle nostre Alpi non avevamo neve. C'erano le margherite? Sì, per fortuna è arrivata il giorno prima la neve. Bene, abbiamo prodotto 2.400.000 metri cubi di neve artificiale, il volume della piramide di Cheope. Allora questo implica costi energetici, costi di trasporto, costi di personale che sono incredibili. C'è qualcosa di importante da rivedere. Anche i numeri che ho fatto prima dei nostri giovani che scappano ci dovrebbero dire che abbiamo problemi. Perché scappano? Anche perché i costi degli affitti sono eccessivi, perché è impossibile nella mia valle pagare 4.500-5.000 euro al metro quadrato un appartamento, a Cortina 16.000, a Bormio 5.000, perché i costi dei servizi e della vita sono esorbitanti, perché gli enti pubblici, tutti, anche nelle zone ricche, hanno depauperato questi territori di servizi, ne parlava lei Mirella prima, no? Quindi in assenza di servizi di trasporto pubblico, della sanità, dell'assistenza, della formazione specialmente, come può un giovane rimanere sul nostro territorio? Entro di sfuggita nell'argomento degli animali perché quanto sto dicendo io sul rispetto dell'ambiente e della montagna riguarda gli animali ed è stata usata questa parola che è strategica, rispetto.
Pensiamo, tutto quello che ha speso Cortina per le Olimpiadi, quando sarà fatta la tangenziale saremo sui 900 e più milioni di euro, se sarà fatta. Bene, quando Cortina spende 900 milioni di euro per le Olimpiadi, cosa ha fatto? Ha demolito la vecchia stazione del treno. All'interno di questo c'era il servizio veterinario pubblico e dove ha costretto ad andare i veterinari? In un gabbiotto di metallo a 5 km da Cortina, località Fiames, e il servizio veterinario, che è un servizio di prossimità importantissimo, strategico, anche in montagna si vive la sofferenza delle città, del bisogno di affetto, quindi di avere anche un animale col quale condividere una carezza, condividere qualche piccola gioia. Bene, il servizio veterinario è stato spostato fuori dal paese e per 2 mesi a Cortina non si riusciva a muoversi. Ecco, quindi come si intrecciano questi temi del rispetto agli animali e del rispetto del territorio. Molto chiaro, Casanova. Pubblicità. Potete stare anche lì tutta la giornata. Grande emozione di fronte a questo esemplare di allocco rimesso in libertà. Un ritorno alla natura dopo un mese presso il CRAS di Treviso, dove l'uccello è stato curato in seguito ad un impatto contro un'auto che gli aveva causato una frattura al femore. Prima l'intervento, poi la riabilitazione e infine le prove per verificarne l'idoneità al volo e alla caccia. Sono un centinaio al momento le diverse specie assistite e pronte per tornare libere. Alcuni sono stati tenuti qui tutto l'inverno perché impossibilitati a tornare in natura, poiché animali che dovrebbero subire una forma di letargo. E questo che si affaccia ora è il periodo appunto primaverile, dove anche gli animali che sono stati in letargo fino adesso si svegliano, e quindi prossimamente prevediamo di liberarne una serie. Ricci, merli, colombi, rondoni e civette, le specie maggiormente assistite dal CRAS di Treviso, tra le 102 complessivamente trattate. Nel corso del 2025 sono stati 2.573 gli animali soccorsi per patologie, traumi, intrappolamenti o predazioni anche ad opera di animali domestici. Quando usciamo e andiamo a passeggiare lungo i parchi o in ambienti aperti, teniamo sotto controllo i nostri amici a 4 zampe, perché o per gioco o per istinto naturale molte volte predano degli animali selvatici, e soprattutto nel periodo qui primaverile è il periodo di maggior concentrazione di cuccioli selvatici. 320 43 20 671 è il numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per segnalare la presenza di animali selvatici in difficoltà. Un servizio fondamentale che richiede però costi importanti in termini economici e di personale umano. Ci vengono dati 50.000 euro da parte della provincia, in realtà il costo è più del doppio, che ovviamente adesso viene sostenuto da Veneto Agricoltura tramite anche l'utilizzo di quelli che sono gli operai che noi mettiamo a disposizione. Abbiamo visto che ci sono dai 2 ai 4 operai al giorno, oggi c'è un servizio che è 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Provincia e Veneto Agricoltura sono determinate a chiedere alla Regione di continuare a sostenere il servizio. Avete quantificato il contributo annuale che dovrebbe dare la Regione, più o meno? Sì, stiamo parlando di oltre 100.000 euro per CRAS, ovviamente. Una parte, metà, sono sostenuti dalla provincia, che ci eroga quota parte per questo servizio, perché sarebbe di competenza provinciale. Il resto lo sta facendo Veneto Agricoltura con i propri fondi, quindi insomma abbiamo la necessità da questo punto di vista di essere supportati. Allora, CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, a me piace anche spiegare queste sigle perché è importante, se no uno a casa dice cosa vuol dire, è giusto anche spiegarle, ma soprattutto l'importanza di questo parco dello Storga meraviglioso, dove c'è una biodiversità incredibile. Biodiversità, si parla anche di animali, si parla di tutti i tipi di insetti, di tutto e di più, di fiori, di piante, eppure quello che spaventa è che sono poco frequentati dalle famiglie. Ecco, non c'è, quando io sento nella mia città non posso passeggiare, non posso andare,
Guardate che noi qua abbiamo il mondo, a 2 passi da casa abbiamo il mondo, perché in un'ora siamo al mare neanche, in un'ora siamo al lago, siamo in montagna, siamo dappertutto, abbiamo dei parchi, tipo il Parco dello Storga, uno dei parchi più grandi d'Europa, perché non c'è questa cultura, non c'è niente da fare, qua lo dico anche all'ambientalista. Ecco, i bambini, se anche da piccoli non vengono inseriti in un contesto anche ambientale molto importante, da soli non possono arrivarci. Poi arrivano a 15-16 anni che non sanno neppure cos'è un pollo, o che chiedono al papà, papà, ma quello è un pollo o una gallina? Cos'è? Ah, non lo so mica io. Capisci che... Cioè, la scuola, secondo me, la formazione deve essere fatta già all'asilo, perché il bambino è intrigato, un cervello che veramente vola a quell'età là. Guardate a 4 anni come gestiscono questi strumenti maledetti che i genitori, non tutti, ce ne sono di bravi genitori, danno in mano a questi bambini. Allora dobbiamo anche capire che forse bisognerà fare un passo all'atto, capire veramente cosa è importante nel valore, l'etica, come diceva prima Casanova, il rispetto. Queste parole, se non tu le insegni fin da piccoli, non puoi pretendere che a 18 anni le sappiano se non hanno un accompagnamento. Ed è l'adulto che deve fare l'accompagnamento. Avete visto al Crash Montanà cosa è successo? Là mancava l'adulto, non mancavano i ragazzi. Mancava l'adulto che controllava quello che stava avvenendo, non erano loro che dovevano controllarsi, almeno dico io. Prego Marino. Sì, confermo. Partiamo dalla tutela e la difesa degli animali selvatici, che è fondamentale per tutto quello che riguarda l'ambiente. Conosco, perché sono passato poco tempo fa al CRAS appunto di Treviso, che è una struttura ben strutturata, ben composta e ben organizzata, con il supporto delle associazioni animaliste, perché è giusto sottolinearlo, una struttura che a mio avviso deve essere ripetuta in tutte le province. Purtroppo, faccio l'esempio della provincia di Venezia, c'è comunque un CRAS che però è lontano, è in provincia di Treviso, che segue appunto entrambe le province, però manca a mio avviso una struttura proprio sul territorio e gestita, perché questa della provincia di Venezia e Rovigo è gestita da una struttura veterinaria, tanto di cappello per il lavoro che fanno, ci mancherebbe, però il supporto a mio avviso dei volontari, delle associazioni è importante, principalmente per una questione di trasparenza e dall'altra, a mio avviso, anche per una questione economica, perché i costi, li abbiamo sentiti, sono elevatissimi e quindi a mio avviso il volontariato può aiutare molto. Leone da Trebaseleghe, ciao caro Leone. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, l'idea di fare le Olimpiadi in un posto solo, sempre in quel posto lì, mi sembra un'idea meravigliosa. Speriamo che sia vero, che ci attrezziamo a fare questa cosa. Poi volevo dire che quando ci sono queste Olimpiadi si faccia come si faceva una volta, si fermano tutte le guerre. Vediamo se che dopo 2000 anni di cristianesimo riusciamo a fare questa cosa. Sarebbe una cosa unica. Poi adesso questo pianeta non riesce a tutelarsi per l'ambiente. Abbiamo una nave alla deriva che sta andando e non c'è nessuno che se ne occupa. C'è Gaza che è continuamente bombardata, ci sono morti continui e nessuno se ne sta occupando. Adesso abbiamo l'Iran e tutti questi impianti petroliferi che vanno in fumo e nessuno se ne sta occupando. Allora, questi sono crimini di guerra. Allora, perché non facciamo che chi fa qualcosa contro l'ambiente anche durante la guerra è un crimine di guerra? Ciao Milena, grazie. Grazie caro Leone, fa piacere averti sentito. Sentiamo cosa risponde Casanova. Sono riflessioni appunto di Leone ad alta voce, ma sono riflessioni di tante persone anche a casa. Prego. Bene, Leone ha ragione ribadendo la necessità delle Olimpiadi in una località unica, perché evita la dispersione anche
di situazioni malavitose e poi l'obiettivo centrale si tutela l'ambiente. L'altro aspetto è molto politico, quello delle guerre. De Coubertin, quando ha rilanciato le Olimpiadi, aveva la grande idea fondamentale, la sua radice era quella della pace. Quindi iniziamo con una tregua olimpica, come facevano i greci, e in quel periodo perlomeno sospendiamo i combattimenti su tutto il pianeta. Purtroppo queste Olimpiadi hanno dimostrato il contrario, addirittura mentre si svolgevano è stata avviata la nuova devastante guerra in Iran. Abbiamo migliaia e migliaia di morti su ambo i fronti. È vero che questi paesi, penso ad Israele o penso ad Ucraina, hanno il diritto prioritario alla sicurezza. Però la sicurezza non la si costruisce con la guerra. La guerra sicuramente ancora per decenni in tutti e due questi teatri di guerra avrà consolidato odi che non riusciremo a controllare, nonostante tutti i servizi di sicurezza che abbiamo. C'è l'altro aspetto che Leone ha sollevato, quello della devastazione delle città, dei territori, dell'inquinamento bombardando pozzi di petrolio, pozzi di gas. Ma qual è stata la preoccupazione dell'Occidente? Perché l'Occidente, cioè noi, riteniamo di essere superiori a tutti gli altri. Solo una virgoletta. A mio avviso l'Occidente si è comportato come l'impero romano, da colonizzatore, prima con la schiavitù, poi occupando i paesi e adesso pretendendo di insegnare agli altri come si fa democrazia. Ma in Ucraina qual è stata la prima preoccupazione della grande Europa? Come preparare la ricostruzione, la quota per l'Italia, la quota per la Francia, la quota per la Germania e via dicendo. A Gaza qual è stata la reazione davanti alla desolazione di questo territorio completamente abbattuto? È stata quella di dire bene, adesso Gaza diventerà nostra, il paradiso del turismo d'élite ed ecco piovuti i progetti di 3-4 persone che vogliono impossessarsi di Gaza. E la stessa cosa accadrà con l'Iran. Chi andrà a pagare i danni di questa guerra? In Ucraina non si parla di un tema importantissimo. Più del 50% degli edifici abbattuti dalla guerra contengono amianto. Finita la guerra, speriamo domani, speriamo il più presto possibile, tanto quella è la situazione. Dove butteremo l'amianto? Ecco, come andremo a recuperare questi territori e a garantire la salute di quanti sono rimasti? Avete visto nelle Olimpiadi la nazionale ucraina nelle Paralimpiadi ha avuto dei successi importantissimi. Pensate, se gli ucraini hanno avuto ad oggi tra gli 800.000 e il 1.000.000 di morti, quanti sono gli invalidi del futuro di quel paese, in un paese con una popolazione di 40 milioni di abitanti? La stessa cosa riguarda Gaza o il Libano. Quanti sono gli invalidi che abbiamo procurato? Sempre riguardo alle Olimpiadi, Israele a Gaza ha ucciso 800 atleti palestinesi. Israele a Gaza ha ucciso 18.000 giovani, bambini. Allora ecco che ritorna questa terribile parola di odio. Quando io da ragazzo, invece di avere l'amore degli animali vicini e così, quando io da ragazzo ho visto questa desolazione, questa arroganza dell'arma contro i miei genitori e contro la popolazione, cosa posso portare da adulto? Quindi stiamo preparandoci un futuro veramente impegnativo. Questo però ci porta a una conclusione. Proprio perché la sfida del futuro è grande, è enorme, abbiamo bisogno dell'impegno. Innanzitutto dell'impegno ancora di noi anziani che abbiamo un'esperienza alle spalle, ma abbiamo bisogno che i giovani ritornino a un impegno sociale in tutti gli aspetti, nell'ambiente, verso gli animali, sulle politiche della pace e della guerra. Allora, prima di salutare i nostri ospiti, andiamo a Padova, questo rapporto Aria Lega Ambiente.
con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno ma anche Rovigo. Belluno sarebbe l'unica provincia che si salverebbe con i parametri 2030 consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al 2040 gli inquinanti. I dati del nuovo report di Legambiente Maldaria di Città riportano luci ed ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città venete. I dati infatti confermano i miglioramenti della qualità dell'aria nel territorio regionale, ma l'obiettivo di un'aria più pulita resta ancora lontano. Nel 2025 sono 3 le città venete che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento delle polveri sottili PM10. In testa Verona, seguita da Rovigo e Venezia. Padova, Treviso e Vicenza per la prima volta da oltre un ventennio rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda il PM10, ma sono le polveri ultrasottili PM2,5 che bocciano Padova e Vicenza. Dunque Belluno, anche grazie alla sua posizione geografica, conferma anche quest'anno la buona qualità dell'aria. Per il futuro però serve un nuovo piano regionale aria che recepisca la nuova direttiva europea per adeguare i limiti normativi. C'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare. E purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto a inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti per poter avere risorse che erano state in passato assegnate e che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto. Molto importante le parole del Presidente Lazzaro che si occupa di Legambiente, perché noi dobbiamo respirare e soprattutto in futuro, lo dico anche a Casanova, speriamo che ci lasciano atterrare anche dolcemente, non violentemente, perché da quello che vediamo non è che siamo così tranquilli e soprattutto che abbiamo una popolazione fragile. Ecco, dobbiamo pensare alla popolazione fragile, a quelle persone che se arriva, come in certi paesi che lei ha citato, Casanova, la guerra, non riescono neanche a scappare perché sono diversamente agili, perciò devono solo sperare che il missile non cade dove sono loro, nella loro casa. Però ne parleremo anche in futuro perché è un tema che mi sta molto a cuore. Sentiamo come ci saluta, e ci tengo tanto, Andrea Marin. Faremo anche una futura collaborazione con l'EIDA, se ci lasceranno, poi bisogna sempre chiedere, bisogna vedere, però io ci provo, perché io sono convinta che dobbiamo lavorare con queste associazioni, fare squadre. Prego Marin. Sì, e chiudo salutando, ringraziandoti chiaramente dell'invito, perché è sempre molto bello venire qui, anche perché si toccano vari argomenti che sono importanti, che sono d'attualità. Io ribadisco la mia posizione di collaborazione soprattutto tra le associazioni, di condivisione, di sinergia tra le associazioni, perché il mondo del volontariato nell'ambito sociale, non solo, in tutti i campi è importante, e quindi, come hai detto tu, facendo squadra, facendo gruppo si riesce a fare tante cose. Invece lavorando da soli, senza condivisione, a mio avviso si rischia di arrivare fino a là e di avere una vista minima, limitata, non a lungo termine e lungimirante, come appunto si era detto. Di conseguenza a disposizione di una condivisione tra le associazioni, e anche per coinvolgere sempre di più, perché poi io i dubbi me li metto, nel senso che mi chiedo perché i giovani non si avvicinano. Probabilmente non è solo sicuramente colpa loro, ma è anche colpa, al di là della politica, degli enti e quant'altro, ma anche di noi associazioni che purtroppo non riusciamo a trovare quel tastino giusto per coinvolgerli, per renderli partecipi e quindi per avvicinarli alle associazioni e quindi al mondo del volontariato, del sociale. Quindi ben che venga questa collaborazione, questa sinergia da portare avanti per il bene delle associazioni, del prossimo e soprattutto anche di giovani che sono il nostro futuro. Sì, ma lo facciamo per la comunità, non è che lo facciamo per noi, lo facciamo per il bene della comunità. Vorrei spiegarlo a qualcuno che magari... Ecco, perché qui non parliamo di business, qua parliamo veramente volontariato, comunità,
rispetto, ambiente, più di così cosa possiamo dire? Io spero che invece Luigi Casanova si fermi ancora, non so se deve scappare, perché c'è un'altra persona che volevo farle conoscere, se ha piacere di fermarsi o se deve andare via. No, certo. Grazie, mi fa molto piacere, perché è importante anche fare... Mirella, aggiungere a quello che abbiamo detto come spiraglio di speranza, innanzitutto il libro che ho scritto non sarebbe stato possibile senza la presenza... Lo rifacciamo vedere, eccolo qua. Oro colato, e non sarebbe stato possibile con quei contenuti se io non avessi trovato su tutti i territori delle Olimpiadi comitati pienamente attivi. Parlo da Livigno per arrivare al Bellunese. Secondo aspetto, abbiamo portato nel Bellunese per il 5 e il 6 giugno di quest'anno l'Assemblea internazionale di Mount Wilderness. Quindi ci troveremo tra Cortina ed Auronzo in quei 2 giorni, discuteremo ovviamente di problemi internazionali, della montagna e delle Alpi. Ma, che giorni sono? 5-6 giugno. Giugno. Bene, ce lo scriviamo così veniamo su, io con Maria veniamo su a vedere. La cosa importante, verranno i nostri amici francesi che ospiteranno le prossime Olimpiadi del 2030, si renderanno conto visivamente di quello che è accaduto, troveranno personalità di Cortina d'Ampezzo che spiegherà tema per tema, e quindi manteniamo una rete sociale sui territori ma anche di profilo internazionale. Pubblicità. Impennata dei prezzi di case e affitti a Trieste, con la città della Bora salita al 5° posto in Italia per prezzo medio di vendita degli immobili fra le città di medie dimensioni, mercato in cui Trento, Salerno e Verona guidano la classifica del prezzo al metro quadrato. I costi delle abitazioni in vendita sono aumentati del 7,3%, uno dei valori più alti in assoluto, mentre i canoni d'affitto hanno registrato una crescita più contenuta, pari al 5,9%, in linea con la media delle altre città. Sono queste alcune evidenze tratte dalla prima edizione di Market Monitor elaborato da Immobiliare.it. Nel 2025 per comprare casa nel capoluogo giuliano servivano mediamente 2.439 euro a metro quadrato, dato che rispetto al 2021 è cresciuto addirittura del 32,9%. Il mercato degli affitti invece ha visto il canone unitario medio aumentare in maniera costante fra il 5 e l'8% anno su anno, ma che registra invece un più 29% rispetto al 2021. Guardando le previsioni per il 2026, sia i canoni di locazione che i prezzi di vendita subiranno un incremento rispettivamente del 6 e del 9,8%. Nel mercato triestino delle compravendite, l'aumento dell'interesse e una leggera contrazione dal lato dell'offerta, meno 7%, hanno provocato un aumento del 22% della pressione di domanda sul singolo annuncio, che si mantiene superiore rispetto alla media dei mercati locali. Sul mercato degli affitti invece aumentano lievemente sia l'interesse che l'offerta. L'andamento dell'accessibilità alla casa a Trieste ha seguito quello medio degli altri comuni analizzati. Oggi una famiglia monoreddito può accedere solo al 24% delle case in vendita e al 15% di quelle in affitto, mentre un nucleo bireddito arriva al 63% delle vendite e al 79% delle locazioni. E vi presento subito un ospite gradito che è Antonio Ferraro, agente immobiliare di lungo corso. È rimasto con noi anche Luigi Casanova, ambientalista, per parlare, per cercare di capire, ecco, come orientarci, cosa fare, come organizzarci. Ma certo che Ferraro, con gli stipendi, le pensioni che hanno questi poveretti e questi ragazzi, soprattutto questi precari, perché è tutto precario qua in Italia, non è che sia così facile. Io studio e dove vado ad abitare? Uno dice ma puoi prendere il treno, puoi tornare a casa tranquillamente. Una volta si faceva così, adesso è diverso, sono ragazzi che vengono anche da molto lontano. Allora com'è la situazione dopo aver sentito questo servizio, Ferraro? Beh, grazie intanto Mirella per l'invito e saluto tutti i telespettatori. Sicuramente la pressione è abbastanza alta verso chi compra, specialmente per i giovani e per le fasce meno protette della popolazione.
e anche il primo trimestre ha visto comunque un incremento. Io parlo del mercato immobiliare di Treviso, dove lavoro quotidianamente, e vedo che ogni giorno c'è sempre meno offerta e sempre più domanda, quindi comunque questo è un tema che deve essere affrontato sicuramente. Sentiamo Casanova, abbiamo sentito dei prezzi, prima io li ripeterei perché abbiamo parlato di città importanti, ma abbiamo anche una montagna in sofferenza, per non parlare anche delle zone marittime, perché nessuno regala niente più da nessuna parte. E allora chi non ha la possibilità cosa deve fare? Chi deve rivolgersi? Io ho avuto un'associazione che si occupa dei senza tetto. I senza tetto non sono mica più i barboni di una volta, sono persone anche che lavorano, che non riescono a inserirsi nel mercato immobiliare, non ce la fanno, non trovano, nonostante lavorano non gli affittano l'appartamento. Cosa sta succedendo a Casanova? Ecco, allora teniamo distinta la montagna in due aspetti: la montagna povera, ritenuta marginale e soffre della mancanza totale di servizi. E allora lì il mercato immobiliare sicuramente è appetibile, però un giovane poi cosa ci fa? Comunque quello è un aspetto, e invece nelle vallate ricche che abbiamo citato prima, appunto Cortina d'Ampezzo 16.000 al metro quadrato, Moena 5.000, Bormio 5.000 e così. Come la famiglia non ce la fa, il ragazzo giovane ancora con stipendi estremamente ridotti, facciamo anche 1.500 euro netti al mese, avete già uno stipendio. Ma tenendoci belli larghi. Sì, tenendoci belli larghi, però come fa a sostenere il costo della vita all'interno di questi territori? Ecco allora che è vero, la domanda aumenta. Però aumenta la domanda del lusso e aumenta la domanda di chi viene dall'esterno. E chi può dall'esterno? Ovviamente persone facoltose o persone che possono svolgere il lavoro a distanza grazie alle loro professioni, ma non arriveranno mai gli infermieri, non arriveranno mai i professori di scuola. Anzi, anche in queste zone ricche noi non riusciamo più ad attirare personale sanitario, personale dell'assistenza, poi non ne parliamo, questi sono sottopagati, 1.200, 1.300 euro al mese. E allora come affrontare una bolla simile? Noi stiamo spingendo affinché si riprenda un'edilizia pubblica da diffondere sul territorio. Questa edilizia pubblica avrebbe un effetto di calmiere all'interno del mercato, non eccessivo, ma comunque un effetto di calmiere ce l'ha. E oltre ad offrire spazi ai nostri giovani o a chi non ce la fa più a stare in città. Pensiamo anche al mondo dello studio, abbiamo bisogno degli studentati. Allora il villaggio olimpico di Milano viene trasformato in studentato, adesso stanno già iniziando i lavori, ma quale famiglia può sostenere il costo agevolato di 580 euro al mese o il costo a mercato libero di 800 euro al mese? Perché non c'è solo quello, ci sono dopo tutte le altre spese da sostenere per la famiglia. Perciò... Esatto, allora lo studentato privato, fra virgolette, diventa una speculazione, è una brutta parola perché il privato ha anche diritto al guadagno, però diventa inaccessibile e questo sta avvenendo. Allora noi dobbiamo pensare nelle città ad offrire queste prospettive di alloggio ai nostri studenti perché diventino sempre più forti culturalmente e all'interno di lavori molto appetibili. E nella montagna deve esserci una politica che mi organizza il recupero delle case disabitate. Nella sola città di Trento, questo è un numero di pochi giorni fa, dato dall'amministrazione comunale, abbiamo 6.000 appartamenti liberi. 6.000. Allora saluto e ringrazio, adesso vi porto in Francia, abbiamo Donatella Capriolio, pensate ecco che bel trio che ho questa mattina perché è una scrittrice psicologa, però lei ha scritto Mura sensibili. Allora andiamo a vedere la copertina. Psicologia dell'abitare. Allora intanto grazie dottoressa Capriolio di essere con noi, la salutiamo. Buongiorno. Allora non so se lei ha seguito un pochino i miei ospiti, quello che hanno detto, ecco volevo sentire anche il suo commento, cosa ci dice, la differenza anche in Francia, cosa ci racconta questa mattina. Prego dottoressa Capriolio.
Allora, riguardo, non ho seguito tutto. I prezzi, i prezzi in generale delle case, degli affitti, gli studenti che non trovano, prego. In Francia c'è lo stesso problema, soprattutto nelle grandi città. Parigi è diventata una città che ha enormi problemi di locazione, ma neanche i parigini riescono più a starci, diciamo, con queste locazioni. Quindi, però, quello che sono riusciti a fare è che attorno alle università ci sono appunto degli studentati che funzionano, e devo dire che la Francia su queste cose ha sempre avuto uno sguardo sociale, no? Nel senso dell'aiuto sociale, più che noi, anche se ho sentito adesso le iniziative di creare proprio delle abitazioni che sono fatte apposta per gli studenti. Insomma, in Francia c'è questa difficoltà, ma probabilmente c'è un'organizzazione che è da anni legata al sostegno delle persone più fragili e delle persone e dello studio, che qui è sempre una grande priorità. Quindi questo le posso dire, anche se io non sono un'esperta di queste cose qui. Vabbè, ma qualcosa si sa, forse sentiamo meglio lei che qualcun altro, perché è un momento veramente dove il cittadino deve parlare, deve capire che bisogna anche spiegare come si vive, cosa fa. Delle volte qualcuno mi dice sì, ma non è il mio lavoro, lo so anch'io che non è il suo lavoro, ma è un cittadino, lei è una persona che vive, poi parleremo anche del suo lavoro, ma come persona cosa trova, cosa vede. Allora, questo libro cosa vuol dire? Perché vediamo la copertina, Mura sensibili, perché questo titolo? Allora, perché da anni mi occupo di psicologia dell'abitare, cioè è importantissimo avere una casa, e devo dire che la casa è il bene più importante per qualsiasi persona per dare sicurezza e stabilità, no? Quindi questo è fondamentale, ma bisogna anche saper abitare i luoghi. Allora io vengo da uno studio, sono specializzata nelle patologie infantili, e ho visto che le persone che hanno avuto una difficoltà di costruzione, qui parliamo già in termini architettonici, per dei motivi X e Y, cioè famiglie disagiate, problematiche psicologiche all'inizio, lutti nella famiglia, insomma difficoltà nei primi 3 anni di vita, che è il momento in cui noi formiamo la nostra identità, sono persone che hanno difficoltà anche ad abitare gli spazi e poi abitare se stessi, cioè sono persone mal costruite, e questo loro disagio si vede anche nell'abitare la casa. Quindi sono persone che hanno delle mura fragili, delle mura sensibili, per cui mi sono rivolta non più ai bambini e ai genitori, quindi, ma alle persone che abitano le case. Ho preso la metafora della casa come metafora della nostra identità, perché quando entriamo dentro in casa di qualcuno subito capiamo com'è questa persona. Ma la casa, la casa è uno strumento terapeutico, diciamo, enorme, perché già se stiamo male la mettiamo a posto, ci sentiamo subito meglio, e quindi dal modo di abitarla, da come la arrediamo, senza dare giudizio mai a nessuno, perché ognuno ha diritto di fare la casa che vuole, ma capiamo se stiamo bene, se stiamo male, se abbiamo dei blocchi. Ci sono delle persone, per esempio, che prediligono determinate stanze, perché questo rappresenta un po' il loro carattere, però possono avere anche dei blocchi in certe stanze. Per esempio nella cucina possono dire che non vogliono mettere molta attenzione nella cucina perché non amano far da mangiare, e allora è interessante fare delle domande e chiedere come mai, che rapporto ha una persona con il cibo, fare delle semplici domande che aprono una riflessione a chi deve costruire e rimettere a posto una casa. Allora sembrano delle cose
banali, ma in realtà non lo sono, e io mi rivolgo agli architetti, non è che vado io a casa degli altri. Io parlo e faccio formazione e discuto un po' con il grande pubblico, perché tutti abbiamo una casa e tutti siamo interessati alla casa, ma gli architetti fanno un po' un lavoro da terapeuti, cioè devono ascoltare e non imporre subito la loro idea, ma lasciare uscire quello che è un bisogno che molto spesso non è molto chiaro nemmeno per il cliente. Perché reputo quindi che abitare è un po' abitarsi e che le nostre case sono composte di spazi simbolici, cioè la cucina, il rapporto che abbiamo con il cibo, la stanza del bagno, il bagno, da come noi lo arrediamo, da come noi lo viviamo, sappiamo, ci può dire molto sul rapporto che abbiamo col nostro corpo. Il salotto, le faccio un esempio, se noi lo curiamo probabilmente abbiamo desiderio di accoglienza, di stare bene, ma tutto va bene quando stiamo bene nelle case, ma ci sono persone che non stanno bene nelle case. Poi riprendiamo il discorso, perché volevo che intervenisse anche Antonio Ferraro. Certo. Ecco, poi adesso uno prende casa, fa anche magari un mutuo importante, si spera di riuscire poi ad arrivare alla fine, perché poi veramente c'è anche questo punto di domanda. Certo. Cosa viene richiesto adesso? Diciamo una giovane coppia che prende un appartamento in acquisto oppure in affitto, ma soprattutto in acquisto, ecco, cosa è richiesto? Ecco, che tipo di casa, di appartamento vogliono? Dobbiamo distinguere l'affitto con l'acquisto. Sicuramente la psicologia dell'abitare ci porta a guardare degli aspetti psicologici importanti anche in tal senso. Ho visto che la luminosità è un fattore determinante, diceva appunto la dottoressa, il fattore di vedere la casa come cura, come metodo di cura. Ecco, anche lì ci sono degli studi anche molto importanti che hanno visto malati ospedalieri che riescono a guarire maggiormente se hanno una stanza rivolta verso un parco pubblico rispetto a un muro di mattoni. Anche questo ci fa capire quanto il benessere psicologico sia fondamentale. Per quanto riguarda invece i mutui, come la domanda che mi stavi facendo, Mirella, è essenziale avere dei contratti di lavoro a tempo indeterminato che ormai sono una chimera, e quindi anche lì dobbiamo un attimo andare a aggiornare questo tipo di richieste. È lo stesso discorso che fanno per gli affitti. Ormai se non hai un contratto a tempo indeterminato, delle garanzie solide, un proprietario di casa non ti dà diciamo, un immobile in affitto. Dobbiamo capire anche la normativa cosa prevede, perché la normativa purtroppo in Italia fa vedere il proprietario come lato forte, mentre l'inquilino come lato debole, quindi non ci sono delle tutele da questo punto di vista, delle tutele forti. E quindi da quel punto di vista il proprietario non si fida a mettere dentro degli inquilini. Ma la richiesta, ad esempio, che casa richiedono? Anche uno ecco, che compra un appartamento di ultima generazione, sì. Grande, piccolo, allora, cos'è la richiesta? Come dice giustamente, e ringrazio Donatella Capriolio, che cucina voglio, che salotto voglio, sì. Quanti bagni, non so, i suoi indoi a 3 bagni. Io dico delle volte alle mie amiche, ma cosa che fa? Tu tutti questi bagni? Ma spiegami cosa ci fai? 3 bagni, 4 camere, 3 camere e indò magari. La casa grande, sì. Oppure no? Ecco, spieghiamo. È anche uno status, sicuramente. E dopo la pandemia, quindi dopo il Covid, è cambiato notevolmente quello che cerca diciamo, la clientela. Vogliono spazi sicuramente più ampi. La casa è diventata centralità, cosa che prima non era o comunque lo era in maniera secondaria. Vogliono degli spazi per lo smart working, quindi per lavorare in casa, e cercano degli spazi conviviali che possono essere una terrazza grande, un giardino, e adesso va molto il fattore green, e quindi avere dei pannelli fotovoltaici, avere della domotica. Domotica sarebbe gestire la casa tramite lo smartphone, anche lì ci sono dei pro e dei contro anche da questo punto di vista, però diciamo che la casa è vissuta sempre di più come centralità, quindi richiedono appunto spazi ampi. Il nuovo si sta uniformando,
perché io faccio questo lavoro dal 2007, vedevo le metrature di quegli anni, erano molto più ridotte rispetto adesso. Adesso invece un costruttore tende a darti una zona giorno molto grande, ci sono zone giorno open space, quindi aperte con la cottura, cosa che andava un po' in contrasto con le cucine di una volta che erano sempre chiuse, e anche per gli odori. Adesso ci sono delle cappe di ultima generazione che non si sente più niente, quindi alla fine anche lì il problema è stato, diciamo, tolto, e cercano la vicinanza ai servizi. C'è qualcosa, Casanova, poi lo chiedo, grazie Ferraro, molto chiaro, e anche alla Caprioglio, siamo più chiusi? Io vedo poche persone che invitano a casa tanta gente, eppure dentro casa lo voglio grande per la convivialità, per tutto. C'è qualcosa che stride però con quello che sei veramente e con quello che vorresti essere e che non fai. Cioè, perché prendi 3 bagni, come dice il salotto grande, open space, tutto? Perché hai piacere magari dell'accoglienza, come diceva, ma io non vedo queste cose qua, allora cosa serve? Cioè nella mente è un desiderio, un sogno. Sentiamo Casanova come legge quello che abbiamo sentito sia da Donatella Caprioglio che da Antonio Ferraro. Ovviamente non è il mio campo e le mie risposte sono inadeguate da questo punto di vista. Comunque anch'io sto notando da anni questa chiusura di socialità di ognuno di noi, sia nelle città, però si sta trasferendo anche in montagna questo aspetto. Non abbiamo più i posti di ritrovo, anche perché anche nelle vallate montane ormai le piazze sono diventate il luogo del turismo e non più il luogo della socialità. Allora è veramente incomprensibile il discorso. Agora, sì. Un attimo solo perché sennò mi cade la linea, Casanova. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, una volta era bello le case grandi, ma adesso ti ritrovi anziani con una casa grande, giardino, e non sei in grado di gestire questo. Io preferirei un appartamentino, camera, cucina e basta, e bagno, perché tanto non viene a trovarti nessuno. Dopo il Covid proprio. Una volta mi ricordo che ogni domenica avevamo un sacco di parenti che venivano a trovarci. Adesso non vedi nessuno. E cosa ce ne faccio io della casa grande? Nadia, aspetta un attimo, perché Nadia sta parlando di una persona che a mio avviso ha la casa più bella del mondo sul posto più bello del mondo a Treviso, che è lungo la Restera. No, lo diciamo perché veramente è una casa bellissima. Ma quello che dice è vero? Sì, e adesso cosa me ne faccio di questa casa? I figli non ci sono, lavorano, hanno le loro famiglie, i parenti, i serpenti non li vedi più, se poi sei un po' acciaccato ancora meno, di meno. E cosa me ne faccio? Avete sentito la Nadia? Ecco qua il problema del diversamente giovane. Io ho avuto delle persone che adesso sono in co-housing, che hanno lasciato queste case ai figli, le hanno vendute. Perché prima per non pesare sui figli e secondo cosa facciamo noi con queste case grandi? Come dice Nadia, giardino, stanze, stanzini, poi una volta buchi, anche adesso buchi. Invece poco è quello che mi serve. Allora, anche questo è un aspetto psicologico da tenere in considerazione. Grazie Nadia, prego. E poi anche adesso hanno rovinato con quel contributo al 110% che non sono riuscita a farmi restaurare la casa, perché la casa che abito qua è stata restaurata nell'80. Adesso avevo bisogno di fare, ma la procedura per avere questo 110% era impossibile, solo di burocrazia. E dopo bisognava avere soldini per pagare il geometra che ti facesse le carte, e hanno rovinato tutto, perché hanno rovinato l'edilizia col 110%, per me, un mio pensiero. E
dopo stamattina mi ho visto una notizia che hanno sequestrato 3.500.000 euro di crediti per il 110 che non sono stati eseguiti, i lavori non sono stati, e questi soldi sono stati sequestrati. Vorrei sapere, quando sequestrano questi soldi, dove vanno a finire? Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, grazie, passa un buon fine settimana che te lo meriti tu e tuo marito, veramente grazie. Prego Ferraro. Sì, stavo dicendo, parlando appunto di quello che domandava la signora Nadia, sicuramente il fattore psicologico di vendere la propria casa, dove comunque ho cresciuto i figli, ho avuto dei ricordi, ho comunque passato la maggior parte della mia vita, e è un aspetto che io vedo quotidianamente nel mio lavoro. Cioè noi cerchiamo di accompagnare specialmente le persone con un po' più in là degli anni, le cerchiamo di accompagnare nella vendita, perché per loro è veramente un vero e proprio lutto abbandonare quelle case, perché hanno una serie di ricordi, una serie di emozioni all'interno che, anche qualora loro razionalmente dicessero guarda, la casa è grande, ho bisogno di una casa più piccola, ma fanno fatica a metterla in vendita. Anche i figli fanno fatica a metterli in vendita, perché poi sono contenitori di emozioni. E allora lì ci troviamo, come diceva appunto il collega, ad avere case disabitate, ad avere tantissime case disabitate dove non vengono prese decisioni, e quindi lì abbiamo un problema di domanda e offerta. Sandra da Treviso, poi andiamo da Casanova e poi andiamo dalla dottoressa in Francia, Capriolio, che bene o male tutto il mondo è paese, è proprio vero. Prego Sandra. Sì, buongione Mirella. Buongiorno cara, ben arrivata. Grazie. Allora, mi collego al discorso che ha appena fatto, il contenitore di emozioni. Mi è piaciuta molto l'espressione. Ed è vero, nel senso che se andiamo adesso a guardare il mercato immobiliare, ci sono molte case singole degli anni 80, 70, 80, che sono state magari restaurate in economia, quindi cioè, sono case che stanno in piedi, sono case abitabili, però nel momento in cui uno va a comprarle, minimo, impianto elettrico, impianto idraulico, tetto, fognature, se ci sono problemi, e i pavimenti si fanno. Però proprio perché sono contenitori di emozioni, chi le vende non vuole e non può, e posso anche condividere il pensiero, svenderle, diciamo così. Quindi ci troviamo con delle case enormi, grandi da pulire, grandi da scaldare, per, come dicevi tu, nuclei familiari molto piccoli, 2, 3, 4 persone quando va bene, però vengono vendute sui 300.000 euro. Dai 300.000 euro poi uno deve aggiungerci le migliorie, perché dici sarà la casa per sempre, vado ad abitarci, per cui i pavimenti, ripeto, e tutto quello che è stato, arriviamo ai 400.000 euro. Cioè con gli stipendi che ci sono adesso, ragazzi giovani che lavorano 8 ore a testa, cioè mi può lavorare 24 ore al giorno per la casa, per cui secondo me è un mercato che è totalmente fuori portata un po' di tutti. Perché chi ha soldi non va sicuramente a prendere una casa da restaurare, a meno che non gli piaccia la zona, la butta giù e la rifà. Chi ha uno stipendio dignitoso, diciamo così, non ce la fa, assolutamente. Grazie. Grazie a te cara Sandra, fai anche tu un buon weekend. Allora continuiamo con Casanova, che l'avevamo interrotto prima, prego. Ecco, praticamente dicevo, siamo all'interno di un disagio sociale molto complesso. A Parigi, lo abbiamo visto, c'è stata l'espulsione di determinate categorie sociali dal centro storico. Nella città di Milano abbiamo avuto in 10 anni una migrazione verso l'esterno di 450.000 persone e 600.000 nuovi arrivi, quindi il dato statistico sarebbe in positivo, ma è una trasformazione sociale delle città e del vivere. Ecco, forse all'interno anche di questo si può dire che le città finanziarie attraggono questi spazi enormi, ma nelle vallate di montagna che bisogno c'è? Parliamo anche di una famiglia facoltosa che si prende la seconda casa in montagna, che bisogno c'è dei 100-120 metri quadrati? Vado lì per star bene, perché esco dalla porta di casa,
casa, ho i boschi, ho i prati, vedo gli animali. Hai gli spazi. Sì, ho gli spazi, non è come la città dove devo trovare tutto, il giardinetto, la piscinetta e i 3 bagni. Eppure sta accadendo, quindi c'è bisogno di un'analisi che io non sono in grado di fare dal punto di vista sociale. Cosa significherà nel tempo questa trasformazione? L'ultimo aspetto, in montagna questa trasformazione sociale, cioè l'arrivo dall'esterno, sta disgregando il tessuto sociale e fra qualche anno ci chiederemo chi la lavora più la montagna. Allora sentiamo cosa ne pensa Donatella Capriolo dopo aver sentito le telefonate e gli ospiti. Prego. Io trovo tutto molto interessante, anche gli ospiti, quello che hanno detto. Intanto è sentire un agente immobiliare che capisce a livello psicologico che cosa significa vendere una casa, no? C'è tutto un bagaglio e c'è un vero e proprio lutto. Quindi io penso che si debba guardare proprio la casa come un bene e diciamo un contenitore di emozioni, per prendere quello che è stato già detto, e quindi ci vuole una mediazione persone, come mi sembra il signor Ferraro, che ho sentito, con una capacità di comprensione, di accompagnamento e anche di aiuto, perché determinate persone che si trovano nella difficoltà di vendere la propria casa, perché anche se è grande e disfunzionale, però hanno bisogno di qualcuno che li aiuti proprio in questo passaggio. Quindi che gli operatori che si occupano di case siano anche formati, perché è un problema nettamente psicologico. Anche quello dei 3 bagni, come diceva lei, Mirella, che bisogno c'è di questi 3 bagni? Allora c'è da capire finalmente il senso del nostro abitare, perché i 3 bagni è uno status symbol, ma poi alla fine li lasciamo vuoti, questi 3 bagni. Quindi bisogna creare proprio una cultura dell'abitare. Abitare è capire quali sono veramente i bisogni, non quelli come rivalsa sociale che possiamo avere, ed è anche giusto, perché uno ha voglia di migliorare se stesso e perché ha lavorato tutta una vita. Però che ci sia anche qualcuno, per esempio gli agenti immobiliari, che chieda ma quali sono i suoi bisogni essenziali, che comincia a mettere in una scala di valori diversi. Perché è vero che tutti abbiamo bisogno di una casa, però i valori devono rimettersi legati ai bisogni delle persone. Allora, qualche volta la gente non lo sa neanche che bisogno ha. E quindi questa è una cultura diversa dell'abitare. Poi c'è il discorso che lei ha citato, Mirella, del co-housing, che è una soluzione che dobbiamo anche lì prepararci, perché noi non siamo abituati a stare con gli altri, eppure ne abbiamo bisogno. Ma anche lì, se c'è una preparazione, se c'è una comprensione, si può anche arrivare ad accettare, perché poi alla fine ci sono molti vantaggi. Quindi è proprio un discorso culturale, perché se non lo facciamo ci troviamo con case vuote o con 3 bagni in montagna che non serve a niente, perché è vero, come diceva Casanova, che basta aprire la porta e lì hai la bellezza. Allora io centrerei proprio, bisogna creare una cultura dell'abitare, che significa soprattutto legata a questi tempi, perché ogni stagione ha dei tempi diversi, come diceva giustamente Ferraro. Dopo il Covid abbiamo capito che abbiamo bisogno anche di stare a parlarci, quindi questo sarebbe anche giusto per il co-housing. Abbiamo bisogno di un po' di verde, perché chi aveva un balcone è stato meglio di chi non aveva niente. Abbiamo bisogno della natura, lo sappiamo, è vero, ci sono degli studi e questi sono sulla psicologia ambientale, ma noi abbiamo bisogno di guardare un albero. Allora piantiamo gli alberi in condominio, facciamo un piccolo giardino dove possiamo mettere 3 panchine, e questo fa un bene sociale e personale molto importante. Però non è che possiamo dire facciamo il co-housing così, noi non siamo preparati, dobbiamo parlarne. No, dottoressa, però non è mica che non siamo preparati, non hanno voluto prepararci. E sa perché le dico questo? Perché io ho avuto questa coppia che appunto ha venduto la casa e è andata in un co-housing, che era molto paurosa e timorosa all'inizio, nel senso
faccio questo perché vedo che anche in famiglia ci sono problemi con i figli, perché non litighino. Decidiamo prima cosa dobbiamo fare, perché dobbiamo ancora vivere anche noi. Scelta molto intelligente. Scelta molto intelligente. Ma cos'è successo? Che poi hanno detto: non andrei più via perché vivo. Ci sono iniziative, ci ritroviamo. Non avrei mai immaginato la bellezza e l'importanza del co-housing, perché si socializza, perché non sei mai solo, perché ci sono sempre iniziative, possiamo essere liberi ma nello stesso tempo ci sentiamo protetti, la sicurezza. Ecco qua la parola che noi avevamo detto, sicurezza, che abbiamo bisogno, visto i tempi che corriamo. Però cos'è successo? Dopo la pandemia, un'altra parola, dottoressa, che io direi è che abbiamo sentito il bisogno di respirare. Ecco, quel giardino, come dice lei, il balcone non mi basta più, voglio il terrazzino, voglio qualcosa, una casa più grande, un giardinetto. E qui è arrivata la speculazione, certo che ti do queste cose qua, ma le paghi però? No. Perché giustamente, come dice la dottoressa, si possono fare degli spazi comunali, non un giardinetto per te, uno spazio comunale. E invece il business anche qua ha superato il buonsenso, l'accompagnamento a queste richieste. Sai che ci sono pochi soldi, sai che siamo in Europa, l'Italia con gli stipendi più bassi in tutta Europa, le pensioni non ne parliamo. E poi invece fa il business anche sulla necessità che abbiamo di atterrare dolcemente? Ferraro? Allora, sicuramente questo è un tema. Dall'altra parte, guardando anche il mercato estero, il co-housing esiste da tantissimi anni negli Stati Uniti. Cioè negli Stati Uniti le persone che sono più in là con gli anni decidono volontariamente di vendere il proprio immobile e andare, ci sono molte strutture, specialmente in Florida, nelle regioni più calde, dove hanno creato proprio dei residence, delle cittadine addirittura, che sono tutte a misura di persona anziana. Quindi hai comunque il tuo ospedale, hai gli infermieri che ti sostengono, però tu hai il tuo appartamento dove tu puoi stare in tranquillità, perché tante volte questo co-housing viene visto come una sorta di casa di riposo. In realtà non è una casa di riposo, è un abitare, come dicevi giustamente, in maniera collettiva, un abitare assieme ad altre persone che sono della tua stessa età, che hanno magari le tue stesse problematiche, magari soffrono di solitudine come te, e lì sono molto avanti. Noi dovremmo prendere quel concetto. Purtroppo bisogna stare attenti a non speculare, ok? Quindi prendere quel concetto lì e portarlo qui in Italia, quindi riuscire a creare dei residence, dei borghetti. Ce ne sono alcuni anche qua a Treviso che funzionano molto bene, ma purtroppo non sono alla portata di tutti, ok? Posso dire una cosa? Prego, dottoressa. Mi permetto di dire sì, va bene, però perché non mettiamo insieme giovani e persone anziane? Quello che ho detto prima. Secondo me è più giusto, perché sennò si crea un po' una ghettizzazione lussuosa, fatta bene, ma va bene. Ma perché non mettiamo insieme giovani e anziani? Che c'è un valore aggiunto per tutti. E magari creiamo anche un asilo all'interno, e Ani, io che lo dico, all'interno di questi co-housing anche un bel asilo dove questi nonni, i bambini che non hanno i nonni possono stare assieme, perché basta che copiamo, dottoressa, cioè nell'Europa c'è, il problema è che noi copiamo solo i centri commerciali, hai capito? Quello che riusciamo a copiare, ecco, perché guardiamo al business, non alle esigenze. Mirella, per dirti una cosa, 15 anni fa un sindaco del Vorarlberg austriaco ha portato me ed altri amici all'interno di una casa di riposo ristrutturata dal comune e nell'entrare vediamo tutti questi bambini che saltellano con i giochi, le farfalline, tutto quello che fa parte. E faccio al sindaco, ma questo è un asilo? Sì, appena dietro, dopo vi faccio vedere, c'è l'asilo nido, questo è l'asilo dei ragazzi fino ai 5 anni e mezzo e qui c'è la casa di riposo. E poi abbiamo lo spazio comune che crea coesione fra una fascia d'età molto avanzata e quello che sarà il futuro. È stata
è l'orgoglio del mio periodo da amministratore allora pubblico. Casanova mi tira per i capelli e gli dico: io ho fatto questa proposta, voi lo sapete, devo averlo già detto un'altra volta anni fa. Cosa mi ha risposto? Non dico chi, ma un amministratore, un politico, mi ha detto: ma scherzi? E i nonni pedofili? Quando ha detto questo, dottoressa, quando ha detto questo a Mirella, lei non mi conosce ma io ho un caratterino, dottoressa, sono buona, ma quando mi tirano per i capelli poi non mi ferma nessuno. Ho detto: ma vai a guardarti allo specchio prima di parlare, ma guardati allo specchio, ma come si fa? Ma riesci a capire proprio la cultura di certi personaggi? Pregiudizio, si chiama pregiudizio. Bravissima, bravissima. Ma allora, come diceva Casanova, perché non è che chissà che dobbiamo scoprire la luna, basta solo che andiamo a vedere cosa serve. Cioè l'asilo costa una follia, la babysitter costa una follia, questi genitori hanno degli stipendi da fame, ma perché non aiutarli? Abbiamo nonni che sono là che non aspettano altro, ma giustamente prima Leida, l'ospite che avevo prima, ha detto: abbiamo questi anziani rinchiusi. Ha detto: scusate, ha detto, ho sbagliato parola, no, hai detto proprio la parola giusta, rinchiusi, perché hanno paura, ma non vedete le truffe, ma non vediamo le truffe che basta che si avvicini chiunque, aprono la porta subito, perché hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di vedere qualcuno. Una volta nelle case non c'erano le chiavi, loro sono rimasti fermi là. E non sanno neppure adoperare sti maledetti strumenti. Io devo fare dopo, farò lezioni di sicurezza, perché tutte queste app non servono al cellulare a loro, bisogna cancellarle tutte e mettere 2 app, sono già tante per loro, perché sono così, se no bisogna essere che hai una certa predisposizione. C'è anche l'università della terza età, per carità, non dico di no, ma devi essere predisposto. Io ho avuto, lo dico sempre, un cardiochirurgo, dottoressa, che ha detto: Mirella, per fare lo speed non so quanto ci ho impiegato, non riuscivo a farlo. E non stiamo parlando degli ultimi della classe, ma allora queste persone sono ritrovate a avere la carta di credito, il giorno dopo hanno tolto il contante, hanno dato la carta di chi gliel'ha insegnato ad operare? Hanno terrorizzati. Adesso non basta lo speed, adesso telemedicina. Ma vogliamo capire che stiamo rivolgendo su una popolazione che non è stata fatta crescere come hanno fatto invece in altri paesi, dico in Australia ad esempio, cito uno, dove gli hanno insegnato un po' alla volta prima di arrivare a questo. Ma dottoressa, ma nel nostro paese, cioè, si rendono conto, perché anche loro diventeranno così. Io dico sempre, mi collego con i politici anche importanti. Lo sa che ne hanno 6 alle spalle per fare il collegamento a Smith, e da soli non ce la fanno. Ma io devo prendere lezioni da questi, allora capite che non ci siamo proprio, dottoressa, che culturalmente non ci siamo, prego. Il discorso è questo, avvicinarsi ai bisogni delle persone, quindi ascoltarle, primo. È da lì che bisogna partire. E quindi noi che ascoltiamo, oppure l'agente immobiliare, oppure il politico deve ascoltare e poi cercare di dare il cibo adatto, non un cibo idealizzato, come dice lei. È inutile che diamo le 40 app se uno non le sa usare. E per quanto riguarda l'esperienza di mettere insieme bambini, anziani e genitori, cioè non creare dei leghetti di lusso, un po' gli americani, c'è stato anche un bellissimo film, Cucum, molti anni fa, che parlava proprio di questo mondo meraviglioso, però chiuso. Invece il bambino ha bisogno di uno sguardo del nonno, anche se non è il suo nonno, ma uno sguardo attento e aperto, perché lo sguardo del genitore è chiaramente preoccupato da altre 1000 cose, e se non c'è il nonno vero ci possono essere dei nonni sostitutivi, perché no? E nello stesso tempo non per farli lavorare, ma per farli esistere, e perché i bambini abbiano uno sguardo veramente accogliente, perché sti bambini poverini, anche loro, io mi occupo di bambini, sono molto stressati, c'è un passaggio di angoscia del genitore, e quando poi sono a scuola, con anche lì, qui in Francia è terribile questo fatto che il bambino già fa dei test di intelligenza
a 3 anni per capire com'è, per vedere se ci sono delle disfunzioni. E questo è terribile perché si chiama età evolutiva, vuol dire che uno arriva prima e uno arriva dopo, quindi abbiamo un po' di tranquillità che questi bambini non devono essere nella performance. Adesso si dice che c'è un sintomo di iperattività nei bambini, secondo me sono iperstimolati e quindi si eccitano perché c'è una richiesta di performance continua, soprattutto i bambini delle elementari e delle medie anche, che li vedo andare con delle cartelle terribili e non hanno il tempo neanche di respirare. È vero. Questa anche Dottoressa, sbaglia. devo mandare un servizio, ma devo salutare anche il nostro ospite che deve andare via. Io ringrazio veramente tanto Luigi Casanova di essere stato con noi, ringrazio, speriamo anche in una futura collaborazione perché è molto importante. Ecco, preparate intanto il video IPAB Astra Immobili di Vicenza. Casanova, come ci saluta? Saluto tutti e chiedo ai telespettatori di leggere con fiducia. Ricordiamo il libro, eccolo qua, Oro colato, di Luigi Casanova, Duccio Facchini, Altra economia, eccolo qua, collana Le talpe, saggi inchieste per guardare da vicino e scavare al fondo. Molto bella questa. Ecco, guardiamo con fiducia, questo è il messaggio che vorrei lasciare. Ecco, leggete questo libro perché veramente può anche aprire gli occhi e capire, ecco, dove andiamo a parare. Grazie veramente a Luigi Casanova, andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Un'asta pubblica per la vendita di 14 immobili tra le province di Vicenza, Venezia e Trento. Piano di alienazione dell'IPAB con base d'asta complessivi che si aggira attorno al 7 milioni di euro. Beni che immessi nel mercato, spiega il presidente Achille Variati, possono trasformarsi in aiuto finanziario finalizzato a mantenere la qualità dei servizi e a programmare lo sviluppo dell'offerta sociosanitaria vicentina. Per ristrutturare le residenze che noi abbiamo, quindi il Salvi, il Trento in particolare, che sono residenze vecchie, piene di calore ma che hanno bisogno di tanti lavori. E poi per una nuova struttura che noi vorremmo creare a Laghetto, su un terreno di nostra proprietà, per altri 120 posti perché la domanda sociale sulla non autosufficienza è terribile. E sono i numeri delle liste d'attesa che danno un quadro della complessità e dell'emergenza sociale legata agli anziani non autosufficienti. 1000 famiglie nella sola ULSS numero 8 sono in attesa di poter portare il loro caro dentro una struttura che ovviamente lo accolga perché non più autosufficiente. Operazione che permetterà anche di recuperare il patrimonio cittadino esistente e riqualificarlo. Questa operazione di IPAB ci consente, insieme a quella già fatta su Palazzo Serbelloni e su un altro grande edificio in Viale Trento, anche di recuperare strutture, di recuperare immobili da tanto tempo abbandonati, di rifare al loro interno appartamenti, quindi di ridare vita alla città e dare una risposta alla necessità enorme che c'è di appartamenti in una città in cui in questo momento è difficilissimo trovare, sia in affitto che acquistando. Allora io chiederei a Ferraro se c'è questa voglia di capire le esigenze del territorio, una popolazione diversamente giovane, però mi sembra anche qua che il privato ci sta mettendo gli occhi su queste IPAB per fare delle nuove IPAB. Prego. Beh, sicuramente la popolazione l'età della popolazione è sempre in aumento e quindi il tema comunque di queste, come parlavamo prima, co-housing o comunque queste IPAB sono all'ordine del giorno e ci sono molti, come abbiamo visto nel servizio, ci sono molti compendi immobiliari che sono lasciati lì alle intemperie, lasciati lì diciamo in disuso e sarebbe sicuramente interessante riuscire a riportarli a quello che è il loro principio iniziale, quindi a essere abitate, a essere ma con costi accessibili però, perché costi, sennò sicuramente. Se facciamo il business anche là. Sì, là c'è anche però un altro tema da affrontare che è quello, ne parlava la signora al telefono prima, del 110%. Quando abbiamo visto questa normativa non pensavamo che poi potesse sfociare in un aumento sconsiderato dei prezzi anche delle costruzioni, perché anche un costruttore è vero sicuramente che ci margina sopra, però i costi di costruzione sono aumentati notevolmente da dopo il Covid, quindi le case green la gente le vuole ma hanno un costo, il pannello fotovoltaico come diciamo l'ultima tecnologia ha un costo
Bisogna solo capire se questo costo è parametrato al nostro stipendio, perché quello è il problema. Allora andiamo a vedere ancora una volta il libro Mura sensibili di questa veramente di Donatella Capriolo, scrittrice, psicologa. Ecco, come ci saluta dottoressa? Ma il tempo è terminato, prego. Come anch'io, con l'idea di avvicinarci ai bisogni delle persone, e per avvicinarsi bisogna ascoltarli, quindi di essere più vicini alle necessità, capire quali sono le necessità di adesso, che non sono quelle di ieri, e cercare delle soluzioni in maniere corrette, perché in fondo far vivere bene le persone e far abitare bene le persone è qualcosa di importante, insomma. Grazie veramente, grazie alla dottoressa Donatella Capriolo di essere stata con noi, ringrazio anche Antonio Ferraro, agente immobiliare di lungo corso, ma una persona veramente che sa cosa vuol dire accompagnare, ecco, con una certa sensibilità, e questo è molto molto importante. Grazie, grazie, pubblicità. Buongiorno. Essere il proprio destino, noi accendiamo una candela perché ne illumini il cammino. Per ogni donna, ogni sorella riconosciuta lungo la strada, alimentiamo un grande fuoco che lascia il segno sulla terra. Donne di forza, donne di cuore, donne di voce e impegno di pace, forte l'intesa, grande il fervore per costruire Come vi avevo promesso, questa mattina ho due ospiti di questa associazione FIDAPA, che io ho conosciuto per caso, come vi ho spiegato, a questa cena incredibile, dove ho visto la realtà femminile, una realtà che è nel pezzo, tosta, con l'obiettivo veramente di centrarlo, e lo hanno centrato quasi tutte queste socie di questa associazione, e io per me veramente sono orgogliosa questa mattina di avere ospite Gabriella Mauro, che voi conoscete perché è presidente di questo Emporio Solidale Basso Piave, ma è presidente di questa associazione FIDAPA, che adesso spiegheremo bene cos'è, di cosa si occupa, anche se avete visto questo video che è molto chiaro. E ringrazio anche Alessandra Patti, che si occupa di risorse umane, che è questa nuova socia che ho conosciuto quella sera, ma sentirete anche lei quando parla, quando spiegherà
Ecco, cosa vuol dire credere in se stessi, centrare l'obiettivo nonostante le difficoltà che anche questa figura femminile incontra tutti i giorni, non è facile, ma se ci sei nel pezzo prima o dopo arrivi. Allora Gabriella, intanto grazie veramente di essere qui e per spiegare la storia di questo movimento, una storia incredibile con un numero di soci nel mondo veramente che fanno riflettere. Prego Gabriella. Allora, intanto grazie per questo spazio e dove noi cercheremo di dare un po' di visibilità e soprattutto di informazione riguardo alla FIDAPA, perché è un movimento di opinione che si è sempre occupato di informare, di portare avanti quello che sono i problemi e soprattutto cercare di creare delle soluzioni e dare delle risposte. È un movimento fatto di donne, ma donne che non vuol dire lì che protestiamo, ma bensì siamo lì realiste che cerchiamo in tutti i modi di poter lavorare insieme e di valutare quello che sono tutte le risorse, le capacità e le competenze che le socie fidapine possono offrire attraverso le sezioni che sono ormai ben sparse in tutto il territorio. In Italia siamo quasi 10.000, il che è un numero abbastanza importante e vogliamo sempre di più che si divulghi e che soprattutto nascano nuove sezioni per poter coinvolgere sempre più donne. Qualcuno potrebbe dire, c'entra la politica? No, noi diciamo sempre una cosa, che comunque sia siamo volontarie, no? Cioè quando tu aderisci a un'associazione sei una volontaria. Tanto per spiegare. Sì, perché insomma dobbiamo essere ben precisi. Un parere prettamente personale, io dico sempre, della Gabriella è questo: il mondo politico è al nostro servizio, perché è al servizio della popolazione, è al servizio delle persone che hanno delle fragilità, delle persone che li hanno votati e di conseguenza la politica è al nostro servizio. Noi non possiamo essere condizionati dalla politica perché altrimenti non saremo libere di esprimerci e di cercare di proporre delle migliorie. Dottoressa Alessandra Patti, risorse umane. Come mai si è avvicinata a questo movimento? Cosa l'ha intrigato? Noi dobbiamo essere intrigate per avvicinarci, non c'è niente da fare, devi intrigarmi, quando parli io devo sentire un qualcosa che mi trascina. Prego dottoressa. Conoscevo FIDAPA da precedenti avventure, potremmo chiamarle, passate. Io mi sono occupata attivamente di politica in passato. E quindi conoscevo l'associazione, conosco molto bene Gabriella e quando Gabriella mi ha detto ma vuoi partecipare, vuoi unirti a noi, ho detto perché no? Io penso che ognuna di noi, cioè il mondo non si cambia da solo, diciamo così. Quindi ognuna di noi può, se vuole, fare una piccola parte per portare un cambiamento, il cambiamento che vorremmo vedere e vivere. Quindi sicuramente un grande desiderio di partecipazione e sicuramente ci sono dei temi che mi stanno a cuore, come quello dell'equità, inteso come pari opportunità e pari possibilità di scelta tra uomini e donne, ma anche tra donne e donne a volte, che non è scontato. Non è semplice. Dottoressa Patti, risorse umane, cosa vuol dire? Sono due parole importantissime, però io dico sempre, anche nel sociale, lo dicevo questa mattina, non basta avere il diploma o la laurea, devi essere portata per questo, devi avere quella sensibilità, quella voglia di ascolto che è indispensabile. Ecco, risorse umane, ecco, nel 2026, perché io delle volte ho fatto i colloqui, perché di questo si tratta, e Mirella sono rimasto veramente deluso, mi hanno fatto delle domande assurde. Aspetti. E io chiedo, era un uomo o una donna che ti ha fatto la domanda? E purtroppo era una donna, E questo ragazzo era un ragazzo, l'ultimo che ho sentito,
Ha detto, sai Mirella, sono proprio deluso perché mi faceva delle domande che non c'entravano niente col lavoro che io cercavo. Ecco, cosa vuol dire? Ecco, occuparsi di risorse umane. Sai che di fronte a una fragilità in quel momento, speranzosa anche, certo parte anche ottimista, speriamo vada bene, l'attesa, la notte non si dorme, devo fare questo colloquio. Prego, dottoressa. È un grande tema. Sì. Allora, anzitutto, fragilità, siamo umani, quindi tutti fragili. Nel momento in cui ciascuno di noi va a fare un colloquio, chiaramente si trova dalla parte più fragile, sempre per usare questa parola. Io credo che invece chi sta dall'altro lato debba in primo luogo avere rispetto per tutti i candidati, tutte le persone che si mettono in gioco, perché molto spesso a qualsiasi età è anche bello poi vedere le differenze tra le varie età, però c'è sempre una volontà di cambiamento, di uscire dalla propria zona di comfort e mettersi in gioco, appunto, provarsi in un'altra situazione, in un altro contesto. Quindi rispetto sicuramente, prima di tutto, dopodiché tu sai, come persona che seleziona dall'altro lato, la persona stessa sa che ci sarà una scelta, quindi può andare bene come no. Io credo che comunque si debba sempre avere rispetto per chi c'è dall'altra parte. In passato anche, e magari mi capiterà di nuovo, ma essendo stata dall'altro lato, come donna anche io ho sentito in un caso specifico la discriminazione, dove proprio mi è stato detto una volta qui preferiamo gli uomini, una volta arrivata proprio a fine selezione, quindi è stato anche un bel dispendio di tempo e di energie, e ora che sono io dall'altro lato cerco di non perpetuare questo tema. E se posso aggiungere un aspetto, visto che è molto recente ed è anche un tema di cui Fidapa si occupa da tantissimo tempo, quello della parità salariale. In questo momento stiamo aspettando che venga recepita la direttiva europea 970 del 2023 proprio sul gender pay gap, quindi entro giugno dovremo sapere come l'Italia, come governo, deciderà di recepire questa direttiva, e so che Fidapa, insomma, a livello nazionale sta monitorando. Allora abbiamo una telefonata, abbiamo Chiara da Santa Maria di Sala. Ciao Chiara, prego. Ciao Mirella, sono Chiara, scrittrice. Ascolta, vorrei fare una domanda alla tua ospite sulle risorse umane. Prego. Vorrei chiederle una cosa. Io sono inserita anch'io in un ufficio delle risorse umane. Proprio ieri ho dovuto fare un colloquio con una psicoterapeuta perché ho presentato un certificato medico dove una dottoressa mi ha fatto, diciamo così, un'esenzione per patologia, perché io con l'epilessia non riesco a seguire lunghe sessioni di ascolto in merito a quello che sono i corsi di formazione. Ho portato questo certificato medico all'ufficio risorse umane e mi hanno detto che io lotto solo per i miei diritti, però se i corsi di formazione sono obbligatori è inutile che porti avanti certificati medici che non valgono niente, e persino il dirigente si è rifiutato di esonerarmi di questa cosa. Avrei piacere di sapere da lei, in qualità di questa cosa, di questa patologia e soprattutto di uno scritto medico, cosa ne pensa. Aspetta Chiara, aspetta, non andare via perché è una telefonata importante, io ti conosco, so chi sei. Intanto ricorda il libro che hai scritto, il titolo che hai scritto di questo libro, perché è diventata anche scrittrice, Chiara. Il mio libro è Sorrido a me stessa e parla della mia storia, dell'epilessia e delle mie comorbilità. Grazie Chiara. Allora, stiamo organizzando una mostra fotografica, dottoressa Patti, lo dico anche a Gabriella, ma gliel'avevo già detto, con i diversamente agili, con i genitori dei diversamente agili, per far capire
l'importanza di queste persone. Ecco, quello che sta raccontando Chiara è una storia che io conosco, la difficoltà di questa figura femminile, di questa donna. Quando io gli ho chiesto, tu lavori la prima volta? Certo che ho un lavoro, ha detto Mirella, però non mi fanno far strada, sono in un angolo e io sono convinta invece che avrei le possibilità per andare più avanti, per fare carriera, ma non mi lasciano. Non credono in me, io invece credo molto in me stessa, tanto è vero che il titolo Sorrido a me stessa dice lunga. Perché si fa questa difficoltà? Invece di capire che il diversamente agile, quello che ha dei problemi, può essere una risorsa, si vede invece come un impedimento, come un rallentamento. Forse non ci siamo culturalmente, dottoressa Patti, io penso questo, che culturalmente non ci siamo. Prego. No, non ci siamo. No, al di là di questo, penso che ci siano più motivi, chiaramente alcuni legati sicuramente al contesto in cui Chiara lavora, che io non conosco, probabilmente è un contesto in cui forse queste tematiche vengono vissute, sì, non gli viene dato la giusta rilevanza, o magari a volte si pensa sempre che magari il dipendente voglia in qualche modo approfittare di una certa situazione, ma a volte può accadere, ma molte volte no. Ci sono delle fragilità, ci sono tantissime persone che magari anche quelle che non diresti a volte, ognuno ha le sue fragilità. Forse la sfida, una delle sfide del mondo del lavoro di oggi è anche quella di accogliere queste fragilità e trovare il modo di tenere a bordo tutte le persone in modo che le persone stesse si sentano gratificate nel loro lavoro e allo stesso tempo portino la produttività all'azienda, perché poi insomma è sempre un dare e avere da entrambe le parti. Io sono convinta che bisogna rallentare, perché così no, non è che scopriamo l'acqua calda. Il problema è che poi questo rallentamento può diventare una risorsa, e sa perché, dottoressa Patti? Perché io li vedo lavorare. E quando lavorano talmente bene, ma talmente concentrati, che forse lavorano meglio di normodotati, ma che lavorano più in fretta, ma che fanno anche male il lavoro. Perché per loro il lavoro diventa una ragione di vita. Cioè quella cosa che tu mi dai da fare, da impiegare, io la faccio veramente bene, perché ci credo in quel momento, mi sento vivo, perché lavoro. Tanto è vero che nella Costituzione è scritto che il lavoro dà dignità alla persona, però nel 2026, qui lo chiedo a Gabriella Mauro, facciamo ancora fatica, mandiamo anche le immagini di questa serata importante che abbiamo veramente vissuto con queste donne. Prego Gabriella, cosa vuoi dire? Devo dire che la FIDAPA è questo movimento dove noi cercheremo di sfruttare il tempo, le risorse per poter portare avanti tutti questi problemi che ci sono, perché ce ne sono ancora tantissimi. Ne abbiamo appena parlato della disabilità, dell'inserimento lavorativo, soprattutto appunto dello stipendio. Parliamo pure di stipendi, ma perché una donna deve recepire di meno, come si usa dire? Perché è difficile raggiungere i vertici o perlomeno fare molta più fatica? Ecco perché il nostro movimento, io adesso parlo anche per la nostra sezione di San Donà, ha voluto portare queste nuove socie, ragazze che hanno studiato, che sono inserite nel mondo del lavoro, che fanno fatica anche, ma che soprattutto sono determinate a portare avanti quello che sono i diritti. Perché il diritto non è proprio una cosa scontata, va programmata e soprattutto va coinvolta questa società. Tu prima mi hai detto la politica. E beh, anche la politica si deve attivare per portare avanti alcune problematiche che ci sono, perché non si può rincorrere sempre i problemi, quelli economici, quelli già stabiliti, quelle cose di questo genere, ma bensì dobbiamo cercare di fare rete e di trovare insieme delle soluzioni, perché la FIDAPA in tutti questi anni ha portato avanti tanti argomenti e abbiamo visto anche tanti bei risultati e noi ne vogliamo ancora tanti altri.
Quello che però volevo capire, dottoressa Patti, quanto importante è la comunicazione anche per renderci visibili. È una comunicazione corretta, è una comunicazione trasparente, ma punto di domanda. Io avevo molta fiducia nelle donne in Europa, ma avevo tantissima fiducia. Finalmente tante donne, e sono delusa in pieno, dottoressa Patti, perché non vedo che facciamo strada, che andiamo avanti. Chiara è una testimonianza, nonostante la malattia, questi referti che non sono creduti, vuoi stare a casa, non vuoi andare al lavoro, ma perché? Ma perché non riesci invece a capire cosa dice questo referto, la malattia che ha Chiara, che dice voi non sapete, io perché ho il sorriso sempre sulle labbra, ma la disperazione che sto vivendo anche in quel momento dentro di me, i dolori che sento, però sorrido a me stessa, perché devo andare avanti. Ecco, non le sembra che forse, anche come diceva giustamente la Presidente Gabriella Mauro, le donne europee devono fare un passo in avanti, perché è là che ci giochiamo il tutto, è là che arrivano i fondi, i soldi per progetti importanti, ma se poi questi fondi arrivano e vengono dirottati, dottoressa Patti, non ci siamo ancora. E allora cosa dobbiamo fare? Adesso abbiamo delle donne al governo sia da una parte che dall'altra, però i risultati non li vedo ancora. Io capisco che è anche difficile perché abbiamo un paese che è veramente un po' disastrato, però bisogna accelerare perché noi dobbiamo andare avanti, abbiamo figli, abbiamo problemi e siamo sempre noi con tanti impegni. Io l'ho vista l'altra sera con questa piccolina, ma ha fatto benissimo perché è anche mamma. E cosa devo fare? Sono mamma, ecco, mi occupo di risorse umane, sono una nuova socia, devo gestire il tutto. Ecco, quanto è difficile far capire alla figura maschile questo, perché è vero che c'è un cambiamento negli uomini giovani, è vero, dobbiamo dirlo anche nei papà, c'è un cambiamento, ma non basta. No, noi abbiamo già dato, dottoressa, sono loro adesso che devono dare, sono loro che devono far crescere queste donne, anche in politica. Se una è brava, lasciarla lavorare, ma deve essere brava, però è competente. Prego, dottoressa Patti. Allora, ha trattato due temi tosti che mi stanno molto a cuore. Il primo è quella della comunicazione, che a mio avviso è un tema a cui non pensiamo mai abbastanza, o forse lo trattiamo in modo superficiale, perché comunicare significa che io ascolto. Nel nostro mondo delle risorse umane diciamo sempre ascolto attivo, ascoltare attivamente chi ho di fronte, quindi non sto pensando a me mentre l'altra persona parla, ma cerco di capire veramente il messaggio che mi trasmette e viceversa comunico facendo in modo che il mio messaggio arrivi. E questo banalissimo scambio, che non è assolutamente banale, poi spesso rende veramente difficile già le nostre interazioni umane, figuriamoci a livelli sempre più alti. Poi tra l'altro la comunicazione è anche uno dei temi del biennio, giusto? Sì. Di FIDAPA 25-27. Quindi sicuramente un'attenzione maggiore a questo aspetto, inteso anche come una formazione sul comunicare meglio, però non basta, ovviamente. E l'altro tema che ha sollevato, parlando degli uomini, io credo che non si possa parlare di donne senza parlare di uomini. Loro sono i nostri grandi alleati, a mio avviso. Senza di loro non riusciremmo davvero a fare dei passi in avanti, e non perché loro debbano necessariamente fare dei passi indietro, ma perché possiamo andare tranquillamente insieme nella stessa direzione, per come la vedo. E su questo aspetto anche oggi si parla molto di un altro tema, che in realtà se ne parla molto, ma non è un tema, sono tutti temi di cui si parla molto, ma non sono mai temi nuovi, che è quello anche dell'educazione alle emozioni, per esempio.
a cui nessuno di noi è allenato, ma se lo fossimo di più, già noi donne eviteremo forse di autosabotarci, e magari gli uomini eviterebbero di avere altri tipi di comportamenti, riusciremo ad avere un'alleanza migliore. Sa perché a mio avviso è successo questo, dottoressa Patti? Volevo sentire sia lei che Gabriella Mauro, perché noi continuiamo con le divisioni. Uomini e donne, bambino, bambina, non pensiamo mai a persone. Noi dobbiamo iniziare a parlare di persone senza distinguere il sesso. Invece dobbiamo distinguere il sesso perché siamo inferiori, non c'è neanche come i numeri. Allora io dico a questi uomini, quelli che veramente non ci lasciano salire la scala, perché arriviamo sempre a metà. Più di là poi non andiamo, sempre a metà noi siamo, mentre loro salvano la scala. Non è il caso di capire che il mondo si è evoluto. Abbiamo Samantha Cristoforetti che è andata nello spazio. Io ho avuto una forestale che è una donna che taglia gli alberi, una boscaiola, che avrebbe mai immaginato. È venuta tranquillamente, casa, famiglia, figli, lavori pesanti, lavori impossibili. Noi l'abbiamo capito questo, sono loro, dottoressa, che non lo capiscono, è là il problema. Nel mondo del volontariato, se noi guardiamo i numeri sono al femminile. E sono numeri che dovrebbero far riflettere, perché sono persone che hanno dei problemi enormi, ma trovano quell'ora per fare volontariato, per essere utili alla comunità. E io cito sempre il caso del supermercato. Noi andiamo al supermercato, andiamo a prendere i figli a scuola, facciamo la spesa, facciamo tutto. E loro sono là col vasetto, dopo mezz'ora li vedi ancora là col vasetto così che stanno leggendo. Perché forse siamo stati anche noi che abbiamo sbagliato un po' troppo. Sta storia della Croce Rossina ce la portiamo ancora addosso, la fanno le mamme con i ragazzi. Io dico sempre, ma dove vai? Lascialo da solo. Ma dove lo porti a fare attività sportiva fino alla porta della palestra? Sti marmeotti grandi e grossi, dottoressa, ma lasciali che andare. Dal medico deve andarci da solo a 16, 17 anni, 18, non accompagnato dalla mamma, se non è una cosa proprio... Cioè, questa bolla che abbiamo rinchiuso, i giovani non sono così, i giovani sono avanti. Io li ho ospiti, dottoressa, anche il sabato scorso. Ha detto, sai, durante il telegiornale, se c'è la guerra, i miei cambiano canali. Io invece magari vorrei anche vedere, sono intrigato, guai, non si può. Allora qua non è che dividiamo tra uomo e donna, sono i genitori questi che si ritrovano sti ragazzi, cosa fa? Si chiudono in se stessi, non parlano più, però se li lasci parlare hanno tanto. Io dico sempre che sono meravigliosi, creativi, io credo in loro. Prego, dottoressa. Anche questo è un tema veramente ampio. Allora, premettendo anche che sono da poco mamma, quindi la mia esperienza è veramente piccola, e che mi rendo già conto che essere genitore non è facile. Quindi ognuno, insomma, a suo modo cerca di fare il meglio che può. E probabilmente si cerca di proteggere, credo, i ragazzi da questo mondo. Io quando ho acceso la candela di Fidapa l'ho fatto con la bambina in braccio, anche un po' simbolicamente per me stessa, un po' come passaggio di testimone. Perché mi chiedo sempre, quando guardo le notizie, dico mamma mia, ma che mondo lasciamo? Se ci sarà un mondo quando magari lei avrà 18 anni, 20 anni. Quindi forse c'è un desiderio di protezione che in realtà non gioca a loro favore, no. Ma forse fa l'effetto opposto, perché poi si crea una bolla in cui già si fa sempre più fatica a occuparsi anche del bene comune, chiamiamolo, che sia anche essere parte di Fidapa, dal mio punto di vista, è occuparsi del bene comune, come il volontariato stesso. Però si crea una bolla in cui magari sembra che vada tutto bene, in realtà no, e magari se si lasciassero di più, se si lasciasse maggiore esposizione a certe tematiche, forse ci sarebbe anche più partecipazione, non lo so.
sono tutte ovviamente supposizioni. Allora, io ho chiesto a dei ragazzi, dai studenti che ho avuto ospite, delle volte riesco a averli al sabato ospiti, non è facile, ho chiesto le 3 cose principali per loro, cosa sono proprio le 3 cose essenziali per loro, e avevo anche i loro insegnanti. E un insegnante mi ha detto, chissà adesso cosa diranno, L'ho fatto 2 volte con studenti che non si conoscevano tra di loro. Indovina cosa è saltato fuori? Al primo posto hanno messo la famiglia, al secondo posto la scuola e al terzo posto l'amicizia. Sono rimasti i loro docenti di stucco perché pensavano allo strumento di ultima generazione, chissà cosa. E tutti e 2 i ragazzi, in situazioni diverse, hanno fatto questa... Sembra che forse siamo noi che non abbiamo capito niente, Gabriella, anche nel mondo del volontariato. Non li abbiamo perché non li andiamo a prendere. Loro delle lezioncine in classe che ormai facciamo da anni, anche no. Io ho avuto le mamme di San Patrignano che mi hanno detto, Gabriella, sai Mirella, noi andiamo nelle scuole anche con esempi importanti, tosti, ma non gliene frega niente. Vediamo che non ascoltano, che non li intrighiamo, perché non è la droga che loro li intriga, sono altre le cose che loro li intrigano, che è l'ascolto che non facciamo, siamo sempre noi di qua e loro di là. Loro devono sempre ascoltare. Non è che forse dobbiamo cambiare, poi lo chiederò anche alla dottoressa, i ruoli, sedere loro davanti e noi ascoltare per capire, perché veramente sono dei creativi. Cioè, non è vero che non hanno, ecco, questa voglia di fare, di creare, ma se a 4 anni gli dai, l'ha detto anche a 3 anni, sto cellulare o questo giochino e li fai sempre giocare, cosa creano? Tu prova a lasciarli creare e vedere cosa succede. Tu eri anche insegnante, cosa vuoi dire? È cambiato tanto? Sì, è cambiato tanto perché i ragazzi amano la propria famiglia. Tante volte è la propria famiglia che, diciamo così, li trascura un po'. Usiamo questo. Sicuramente per tutti i sani motivi che ci sono, lavoro e quant'altro. Però sono anche convinta una cosa, che il coinvolgimento dei ragazzi sia indispensabile perché se vogliamo fare dei buoni adulti dobbiamo coinvolgerli, ma non con le parole, ma con i fatti. Introdurli, accoglierli e lasciare che loro diano quello che hanno, non pretendere delle cose che magari servono a noi, cercare di avere quella accoglienza libera. E io lo provo in un altro contesto, tu sai che io faccio parte del mondo volontariato, dell'Emporio, e lì i ragazzi che vengono sì, ascoltano, ma quelli che davvero danno delle risposte e soprattutto loro ottengono delle risposte sono quelli che diventano attivi all'interno. Io oggi, per dire, sono qui e ho dovuto farmi sostituire da qualcuno ed è una ragazza che ha 18 anni, si chiama Giulia. Ti salutiamo allora. Che la salutiamo con affetto. E perché? Perché la Giulia si è iscritta all'università e dice io ho qualche tempo libero così questo genere e ho voglia di continuare il mio servizio presso l'Emporio. Ma l'hai cercato o è arrivata da sola Giulia? Allora, lei è venuta in visita e noi l'abbiamo, io dico, accolta, ma soprattutto le abbiamo offerto la possibilità di donarci quello che lei ha da donare. Perché? Perché molte volte noi mettiamo delle aspettative che sono magari non ben comprese dai ragazzi, ma i ragazzi hanno tantissimo da dare e di conseguenza non solo la Giulia l'ho coinvolta in questo, però oggi che sono in Fidapa io cercherò in tutti i modi di portare ragazze giovani. Perché? Perché il loro aiuto, la loro, diciamo così, voglia di mondo, perché io lo chiamo voglia di mondo, deve essere alla loro portata, ma soprattutto deve essere visto come un qualcosa dove loro possano donare e dare. Noi, diciamo vecchie signore, io mi appello un po' così, dico, non dobbiamo dire ma si è sempre fatto così, perché è un limite che purtroppo blocca. Noi dobbiamo essere accoglienti e soprattutto fiduciosi. Allora, dottoressa Patti, oltre a commentare quello che abbiamo sentito, chi sono i nostri giovani, come li vede? Io li vedo meravigliosi e soprattutto
quello che mi ha detto una studentessa, mi ha detto: vedrà Mirella che un po' alla volta noi ce la faremo. Noi un passetto alla volta, ma ce la faremo a ridisegnare il nostro futuro. E ho detto: mamma mia, che bella frase, wow! Perché loro sono anche ottimisti, nonostante i cattivi esempi, tutto questo martellamento di messaggi negativi, eppure sono ottimisti. Prego. Bisogna essere ottimisti, altrimenti non saremo qui, no? Mentre parlavate stavo pensando al parallelismo che io vedo nel mio lavoro, cioè i giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro, che è un tema di cui si discute molto, cioè la famosa Gen Z, quindi come approcciarsi a questa generazione. Anche qui c'è un grande tema di ascolto, il mondo del lavoro, forse soprattutto anche in questa parte d'Italia, no? È abituato al si è sempre fatto così o al mi aspetto, perché poi c'è l'aspettativa che una persona che venga a lavorare si comporti in un certo modo. Dall'altro lato le persone più giovani hanno altre esigenze, che possono anche essere legate alla flessibilità o al benessere personale, mettono meno la carriera forse sul piedistallo come si faceva fino a qualche anno fa, forse come la mia stessa generazione ha fatto, ma fino a un certo punto, e quindi magari vogliono semplicemente stare bene in un posto di lavoro, facendo il loro, facendolo bene, avendo degli stimoli, sentendosi gratificati, e questo a volte non viene capito magari dall'altro lato. C'è sempre questa aspettativa che forse bisogna un po' livellare. Vediamo se riusciamo a passare la telefonata di Giusy. Vai Giusy, velocissima. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, a questi ragazzi dovrebbero farli fare il servizio militare, almeno per 6 mesi, prima di tutto per la visita militare, per il loro bene, che si accorgono in anticipo di certe malattie che potrebbero andare insomma più avanti, e poi imparare un po' di sacrificio, questo volevo dire, solo questo. Grazie cara Giusy, sei arrivata sul filo di lana. Io ringrazio le mie ospiti, Alessandra Patti, Risorse Umane, e Gabriella Mauro, FIDAPA, Presidente FIDAPA. Questa nuova socia, vedremo, come dice Gabriella, ecco cosa ci riserverà il futuro, chi farà un passo al lato, chi farà un passo indietro. Noi dovremo fare un passo o 3 anche in avanti, perché ce lo meritiamo veramente. Grazie, adesso andiamo a vedere il vostro assegno, a chi è andato. Grazie e noi ci vediamo lunedì. Ciao grande famiglia di Veneti Schiacciati, oggi siamo a Padova e stiamo per entrare a Palazzo Moroni, dove ci attende l'assessore Nalin. Andiamo! Allora, assessore Marta Nalin, intanto grazie di averci ricevuto. Lei sa che io sono qua per un caso particolare, di un'estrema delicatezza, e spero che lei veramente mi aiuti, perché c'è una minorenne di mezzo e io cercherò di mettersela tutta, perché lei ha chiesto aiuto, forse anche più della mamma. Cosa dice assessore? Beh, innanzitutto ringrazio voi per questo servizio che fate. Sicuramente è utile anche per il comune sapere che ci sono delle realtà sul territorio, su tutto il territorio, che si prendono a cuore situazioni difficili, segnalano e con i loro mezzi cercano di aiutare. Quindi sicuramente questo innanzitutto per ringraziarvi. Assessore Nalin, questa mattina ha chiamato un papà a Sveglia Veneti, dicendo non è giusto portare via i bambini a un papà o una mamma che non ce la fanno ad aiutarlo a crescere per vari motivi. Un bambino mi ha scritto: io farò il bravo di più perché io voglio ritornare a casa, ma questo bambino non è ritornato a casa e non mi sembra di aver conosciuto 2 genitori con altri 2 figli grandi, bravissime ragazze,
che era proprio un motivo per togliere questi. 2 ne hanno tolto, Assessore. Non lo trovo giusto, Assessore. Dobbiamo lavorare, secondo me, di più sulla famiglia, aiutare la famiglia, non togliere i bambini, indipendentemente dalla situazione. Però questo non viene fatto, Assessore, e si spendono tanti soldi per le case e famiglie, perché costano al giorno più di 100 euro. Allora, il lavoro grande sulle famiglie che viene fatto è un lavoro importantissimo che ha proprio questo obiettivo, quello di mantenere i legami familiari. E quando si arriva a prendere una decisione tragica come quella di allontanare i bimbi alla propria famiglia, è una decisione che viene assunta con un provvedimento del Tribunale. Stamattina sono stata dall'assessore Marta Nallin, che è l'assessore sociale del comune di Padova. Noi ti avevamo promesso che avremmo fatto di tutto per aiutarti, così è stato, così è, perché oggi sono qua, perché il tuo caso è stato commovente, nel senso che tu hai detto: io non ce la faccio andare avanti così, io ho una figlia con dei problemi, ho uno sfratto che mi sta sulle spalle, fra poco arriverà, non ce la faccio col lavoro che faccio a mantenere la famiglia, perché lavoro pochissimo e perché la sera devo stare a casa con mia figlia, perché ha dei problemi naturalmente, e io cosa faccio? E hai chiesto aiuto. Allora, cosa vuoi dire? Beh, innanzitutto ti ringrazio, Mirella, perché sei l'angelo dei capelli rossi, secondo me. E niente, io spero appunto che questo colloquio che tu hai avuto con l'assessore mi dia una mano a me e mia figlia, anche perché, ripeto, io faccio un lavoro di 4 ore tramite una cooperativa, mi pagano pochissimo, e quindi sono spaventata di tutto quello che mi può arrivare. Il fatto che tu mi dai un sostegno per me è veramente una manna dal cielo, perché non voglio piangere. E comunque ecco, io spero di risolvere perlomeno un minimo indispensabile dei miei problemi, questo sì, e mi auguro di riuscire a trovare un lavoro, veramente un lavoro con la L maiuscola, a tempo indeterminato, di almeno 6-7 ore dalla mattina al pomeriggio, in modo che possa, diciamo, mantenere me e mia figlia il minimo indispensabile. Cosa vuol dire trovarsi in queste situazioni? Tu sei ancora giovane, hai una bellissima figlia, bellissima, però con problemi. Cioè, cosa vuol dire affrontare la vita tutte le mattine, tutti i giorni, e sapere che non è così semplice sbarcare il lunario, ma soprattutto arrivare a sera? Vuol dire piangere tanto, Mirella, vuol dire piangere tanto, e vivere con la paura. Ma la paura di cosa? Di non farcela. Ma tu devi farlo per tua figlia, perché tu sai che tu sei lo specchio. Sì, ma quando ti vedi arrivare le bollette, luce, acqua, gas, poi c'è il bollo della macchina, poi c'è l'assicurazione, e tu non hai entrate. Io, infatti sì, sono viva per mia figlia, perché veramente... Quanto bene vuoi a questa ragazza? È la mia vita. Allora, Giuseppina, questo è l'assegno della grande famiglia dei Veneti Schiacciati, che io ti consegno perché so che ne hai veramente bisogno, specialmente dopo questo lutto. Cosa vuoi dire, Giuseppina? Grazie mille, Mirella, io veramente non ho parole, siete veramente degli angeli. Io ho detto anche a mia figlia, Mirella è l'angelo dai capelli rossi, e tutti quelli che ci stanno dietro. È un assegno che mi può aiutare tantissimo, come tu sai anche in trasmissione avevo detto che ho dei bolli dell'auto da pagare e ho il timore che mi arrivi l'Equitalia. Con questo assegno potrò finalmente pagare sti bolli dell'auto e mi sento anche un po' più leggera. Certo che questo assegno mi salverà parecchie cose, parecchi problemi, questo è poco ma sicuro. E adesso ti commuovi perché finalmente... Ormai faccio un po' schifo perché piango con niente ormai, perché si vede che sono provata. Ho sofferto tanto questi ultimi 2 anni, soprattutto in questo periodo per mia mamma, che ho sofferto veramente tanto. Allora noi ti facciamo un in bocca al lupo, noi vi saremo vicine, io seguirò tua figlia. Grazie mille, è perché a lei piace cantare. Ecco, e vedremo cosa succederà. Comunque auguri. Grazie, Mirella.